Benvenute studentesse e studenti, benvenuti gli ospiti, relatori e relatrici e benvenuti anche a quanti ci seguono in streaming. Questa tappa che arriva per la prima volta a Gorizia e il Salone arriva quest'anno alla sua 12ª edizione, quindi dopo 12 anni il Salone arriva a Gorizia. Questa tappa è organizzata dall'Università di Udine, sede di Gorizia, in stretta collaborazione con i nostri amici di Anima Impresa, che ringrazio sin d'ora, e con il gruppo coordinatore, il gruppo promotore del Salone della responsabilità sociale e in particolare la coordinatrice Rossella Sobrero. La tappa si fregia del patrocinio di Go 2025, Nova Gorica Gorizia, capitale europea della cultura, e di questo ringraziamo GECT, Zavod, Comune di Gorizia, Comune di Nova Gorica. La tappa è intitolata Frontiera come contraddizione, dalla competizione alla cooperazione, e capite bene che il tema si innesta perfettamente nel ricco calendario delle attività di Go 2025. Passo subito la parola al professor Francesco Pitassio, delegato direttore dell'Università di Udine per la sede di Gorizia. Poi passeremo la parola agli altri interventi introduttivi. Rossella Sobrero, appunto coordinatrice del Salone della Responsabilità Sociale, Valeria Brogian, presidente di Anima Impresa, e in arrivo ancora Patrizia Artico, assessora del Comune di Gorizia al progetto Gorizia Capitale Europea della Cultura 2025. Buon lavoro a tutti, a tutte, buon divertimento. Prego Francesco. Buongiorno a tutte e tutti. Arrivando qua la dottoressa Brogian mi chiedeva appunto, lei è un relatore, sono un mezzo relatore, nel senso che in realtà porto i saluti del magnifico rettore dell'Università degli Studi di Udine, professor Roberto Pinton, e al di là della facezia, quello che è un pochino il mio compito fare qui è davvero ringraziare le varie realtà che hanno contribuito a questo momento di incontro e di crescita collettiva. Credo che due parole siano chiave in questo contesto. Una è quella del Giro d'Italia. Il Giro d'Italia è una delle manifestazioni sportive più consolidata, più conosciuta, perché ha in qualche misura una dimensione fortemente popolare, inclusiva e accessibile. Credo che questo sia un elemento chiave anche per questa iniziativa. L'altro termine è quello della rete. La rete evidentemente non presuppone delle gerarchie di scala, non presuppone un elemento dominante o egemonico, ma presuppone invece una condivisione, una capacità di costruire relazioni che non siano unidirezionali o bionivoche, ma invece di carattere rizomatico o molteplice. Credo che siano appunto due nozioni o due punti, diciamo così, di ispirazione, o due metafore che tuttavia danno conto di quello che è invece il principio, la missione e lo spirito che animano questa iniziativa. Procedo invece a dare conto di quelle che in qualche misura sono le cose che Udine e i corsi di studio di relazioni pubbliche, di comunicazione integrata per le imprese e le organizzazioni da molti anni, da più decenni, hanno di fatto prima implementato, poi perseguito e consolidato e contribuito a far crescere. Dal punto di vista dell'Università degli Studi di Udine ricordo che l'Ateneo di cui io, la professoressa Codili e il professor Busati facciamo parte, ha aderito sin dal 2016 alla rete delle università per lo sviluppo sostenibile e in occasione dei magnifici incontri organizzati dal precedente magnifico rettore dell'Università degli Studi di Udine, il professor Alberto De Toni, venne sottoscritto proprio nel nostro Ateneo il manifesto per la sostenibilità nelle università. Quindi questo elemento è davvero al cuore del progetto della comunità accademica nelle sue relazioni con il territorio. Ricordo che proprio nello scorso anno
Due laureati dell'Università degli Studi di Udine hanno conseguito il premio Anima Impresa Young, che tra le molte iniziative che davvero con abnegazione e capacità, diciamo così, di costruzione di reti, di relazioni vengono perseguite dai corsi di studio di relazioni pubbliche e comunicazione integrata per le imprese e le organizzazioni. C'è il premio di laurea Piero Villotta in memoria del giornalista, che è destinato proprio ai laureati di questi due corsi di studio e che ha come tema la questione della comunicazione, della sostenibilità e delle nuove tecnologie, che sappiamo che in qualche misura solo apparentemente hanno una funzione di facilitazione, ma che in realtà rendono, se vogliamo, più complesse, appunto la sfida di quest'oggi, il confronto interpersonale, relazionale e molte volte la capacità di efficacia comunicativa. Ricordo il master, a proposito invece di sostenibilità ambientale, di primo livello in economia circolare, che l'Università degli Studi di Udine e l'Università degli Studi di Trieste condividono proprio qua sulla sede del Centro Polifunzionale di Gorizia, appunto economia circolare, ciclo integrato dei rifiuti con numerosi stakeholder locali e promosso dalla Regione Friuli Venezia Giulia e dal Comune di Gorizia. Da ultimo appunto il corso di perfezionamento per imprenditori e dirigenti ESG Training Program diretto dal professor Francesco Marangon, ma last but not least le molteplici iniziative che davvero da più di 20 anni relazioni pubbliche, comunicazione integrata per le imprese e le organizzazioni attivano sul territorio. Sono due corsi di studio che conoscete ovviamente, larghissima parte della platea qui presente, quanto se non meglio di me, ma che proprio nella dimensione della compenetrazione tra quadri disciplinari che vanno dall'economia alla comunicazione, dalla sociologia e dalla psicologia sociale alla dimensione linguistica, della complessità e della sostenibilità di questa complessità si fanno, come dire, il proprio obiettivo fondamentale. E che a proposito di sostenibilità delle iniziative accademiche, devo dire che con grande soddisfazione non posso che registrare che sono dei corsi di studio che hanno un livello di posizionamento professionale, di placement, successivamente alla conclusione del ciclo degli studi, tra i più alti a livello nazionale e a livello di Ateneo, che tutto sommato quando si parla di sostenibilità evidentemente non è del tutto trascurabile. Sono anche molto contento, appunto a proposito di rete, che questa sia un'occasione che riunisca così tanti stakeholder, perché in qualche maniera la questione della frontiera è effettivamente qualcosa che richiede di non concepire le relazioni come biunivoche, ma come appunto reticolari. La sfida di Go 2025 che ci attende tutti quanti è a brevissimo termine, giova ricordarlo, è una sfida che evidentemente è un'opportunità straordinaria per comprovare la possibilità di innovazione culturale, sociale ed economica sul territorio, ma anche la sua sostenibilità sul medio e lungo termine. Credo che questo sia il laboratorio migliore per farlo. Grazie a tutte e a tutti e benvenute e benvenuti ai convenuti. Dopo passiamo a lei. Perfetto. Buongiorno a tutti, io sono Valeria Brogian e qui rappresento Anima Impresa. Anima Impresa è un'associazione del territorio e nella mia veste appunto di rappresentante di Anima Impresa, anche per me l'esordio vuole essere un ringraziamento molto sentito sicuramente all'Università degli Studi di Udine e soprattutto mi permetto di dire all'amica professoressa Codiglia che per questo momento, per questa tappa, si è prodigata in una maniera veramente prodigiosa. E in ogni caso a tutta l'Università degli Studi di Udine per la grandissima collaborazione che portiamo avanti proficuamente da molti anni con grandissima soddisfazione reciproca. E poi sicuramente a Rossella Sobrero, che è seduta qui alla mia destra, perché Rossella Sobrero da numerosissimi anni in tutta Italia porta avanti un'opera di coinvolgimento, di ispirazione per le aziende italiane incredibile. Ecco, tu per noi sei ispirazione, per cui qui in Friuli partecipare scettica, no, non esserlo.
per noi far parte ogni anno di questo percorso ormai che è diventato un appuntamento fisso è un grandissimo onore, un grandissimo orgoglio, anche perché il Friuli, come lo dici tu, questo non lo dico io, esprime sempre un potenziale incredibile. Ecco, la mia voce oggi qui in veste appunto di Presidente Anima Impresa è una voce del territorio. Esco un attimo, mi permetterete, dalla frontiera e mi sposto in un territorio più ampio, che è il territorio che noi agiamo, che noi frequentiamo da ben 14 anni. Quindi c'è una costanza, c'è un amore nei confronti di questa regione, di questo territorio, di queste imprese molto importante, che parte dalla nostra fondatrice e si propaga in tutti questi 14 anni in ormai oltre 100 aziende che fanno parte dell'associazione e più di una cinquantina di persone fisiche che sono giovani, piuttosto che consulenti, piuttosto che singoli simpatizzanti. La nostra opera è un'opera di divulgazione, quindi la nostra associazione in questi 14 anni non ha mai smesso di evolvere un concetto di divulgazione sulle tematiche della sostenibilità. La divulgazione la facciamo con tante occasioni e con tanti, diciamo, con tante occasioni, con tanti eventi diversi, sicuramente eventi di alta ispirazione, eventi itineranti nel territorio per conoscere tutte le realtà aziendali e dar voce a tutte queste attività aziendali, a queste imprese. Attività sicuramente di divulgazione grazie a un magazine e ho l'occasione, avendo tantissimi giovani qui presenti, di invitarvi tutti sul nostro sito a scaricare questo magazine, che è un'opera di grande valore, è completamente gratuita e quindi avete la possibilità, queste voci della sostenibilità regionale, di leggerle in diretta, in anteprima e da protagonisti. Da protagonisti avreste l'occasione anche di partecipare al gruppo giovani. Il gruppo giovani è un gruppo molto vivace che fa delle cose molto belle, aperitivi sulla sostenibilità con imprenditori che si mettono a disposizione in maniera, diciamo, ludica, quindi davanti a un aperitivo, e raccontano di sé e della loro storia imprenditoriale. Per un giovane noi pensiamo che sia un momento importante, piuttosto che visite guidate in aziende di tutto il Friuli, anche oltre, perché noi ormai abbiamo travalicato tranquillamente le frontiere, non siamo rigorosi, e vedere le aziende riteniamo che per un giovane sia fondamentale. Quindi quest'opera di valorizzazione, di coinvolgimento, di ispirazione di tutte le aziende del Friuli, di tutte quelle che riusciremo costantemente e incessantemente, insomma, a coinvolgere nel nostro progetto, ogni tanto sfocia, oltre che nel magazine, anche in opere più importanti. La settimana scorsa a Udine abbiamo presentato un libro che è stato scritto da una nostra socia, la scrittrice Marzia Tomasin, nella quale trovano spazio 12 storie del nostro territorio, della nostra regione. Quindi il messaggio che voglio dare oggi è un messaggio di gratitudine e di ringraziamento per chi è al nostro fianco e ispira comunque la nostra attività e il nostro andare. Un messaggio nei confronti di questo tessuto imprenditoriale che è ricchissimo, che esprime molto potenziale e che vuole venire fuori, vuole raccontare, magari ha qualche freno, dettato magari da abitudini, da cultura, che noi di Anima Impresa stiamo cercando di rompere, questo tipo di argini stiamo cercando di romperli. E poi ai giovani, siete belli, siete giovani, avete veramente un sacco di potenziale, noi pensiamo di potervi dare una mano, portandovi a esercitare un po' di curiosità in queste tematiche di cui adesso si riempiono la bocca in tanti e noi tutti questi seduti su questo tavolo sicuramente in tempi non sospetti abbiamo iniziato a parlarne e adesso quindi che i tempi sono diventati, insomma, come dire, sospetti, perché ne parlano tutti, bisogna che accentuiamo ancora di più il nostro impegno e soprattutto la nostra serietà progettuale.
Quindi giovani, vi invito, ragazzi, studenti, a essere curiosi, a partecipare alle attività, è tutto gratuito, quindi è un'occasione e nessuno oggi può più mettere la testa sotto la sabbia e far finta che non sia un suo problema. Ormai questo è un problema diffuso, è una sensibilità che dobbiamo tutti coltivare e tutti poi a casa nostra, nella sfera e nell'ambito della nostra influenza, perché questo è importante, non si chiede a nessuno di essere un supereroe. Si chiede a ciascuno di noi, nella propria sfera di influenza, di lasciare un segno positivo. Ecco, questo è quello che Anima Impresa fa da 14 anni tutti i giorni. E quindi vi invito a seguirci e noi continuiamo su questa strada. Brava, noi dobbiamo sempre applaudire a chi fa impresa perché veramente rischia sulla propria pelle, no? Ecco, si vede che arrivo da una famiglia di imprenditori. Buongiorno a tutti, io sono Patrizia Artico, assessore alla Capitale Europea della Cultura Go 2025. Parto proprio dal titolo, intanto ringrazio ovviamente tutti, ma veramente di cuore, perché l'Università di Udine in particolare, qualsiasi progetto, qualsiasi sfida Gorizia abbia messo in campo, l'Università di Udine è sempre presente. Io ho un rapporto particolare con la professoressa Codilia, ma credetemi, e ricordiamo ancora quel quasi 14-15 agosto, eravamo io e lei di una quindicina d'anni fa a progettare, a programmare di una città assolutamente deserta e piena con un caldo terribile. Quindi grazie all'Università di Udine che c'è sempre, ma c'è sempre non perché così fai progetti giusto per fare, c'è sempre con l'obiettivo della crescita comune e della crescita sociale e culturale delle persone. Allora, io vorrei partire dal titolo, Frontiera come contraddizione. Mai titolo fu più azzeccato per quanto riguarda quello che sta succedendo un po' nel mondo, no? Le frontiere sono veramente in questo momento in alcuni casi oggetto di guerre devastanti. E noi siamo una contraddizione, il confine di Gorizia e Nova Gorica è una contraddizione in questo senso, perché qui è prevalsa la volontà di pace e di dialogo e di incontro. E non era scontato, perché quando nel 1947 l'Italia perse la guerra, e fra chi pagò ci fu anche Gorizia, una città millenaria che venne tagliata in due da un confine, ma non in modo razionale, no. Venne fatto un segno su una carta e oltre a tagliare in due un fiume, un monte, venne tagliato in due famiglie, case, perfino un cimitero, una tomba venne tagliata in due da questo segno sulla carta. Poi tentarono un attimo di aggiustare, ma veramente fu uno sfregio a un territorio che oggi si sta riunendo, un territorio che da una parte e dall'altra aveva veramente sofferto tantissimo. Le comunità, da una parte la comunità italiana, dall'altra quella jugoslava, furono devastate come dire, diciamo, da una parte furono i fascisti a devastare completamente i territori della Jugoslavia, dall'altra a Gorizia ci furono le truppe titine che deportarono e lasciarono veramente un segno pesante. Quindi questo confine avrebbe potuto diventare un confine, come in altre parti del mondo, di tensioni, contrapposizioni,
guerre, nuove guerre. Invece fin dall'inizio si cercò comunque di dialogare. Nacque un'altra città, Nova Gorica, 74-77 anni fa, quindi abbiamo da una parte la città millenaria, Gorizia, cui si appiccica la città di 77 anni fa, una città completamente diversa, una città socialista che contrastava con una città dove prevaleva ancora l'aspetto asburgico. Ed è questo un po' il miracolo. Queste due città, nonostante il filo spinato, le guardie, gli spari, i morti che comunque ci furono, cominciarono comunque fin dall'inizio un difficilissimo dialogo, un difficilissimo punto di incontro. E questo nonostante le forti resistenze, che non pensate ci sono ancora, se io vi faccio vedere i messaggi che ricevo ancora, da una parte e dall'altra ci sono ancora resistenze, no? Perché tutto sommato è più facile a volte mantenere dentro il rancore, dare sempre la colpa a qualcun altro, no? E quindi non è che siamo capitale europea della cultura e ci abbracciamo tutti e siamo tutti felici e contenti. No, ogni giorno noi dobbiamo tenere le antenne alte per tenere a freno anche queste resistenze che ancora ci sono. Però alla fine ha vinto veramente la pace in questo confine, in contraddizione netta con quello che succede da altre parti che state assistendo tutti. Go 2025 su questo si sta molto impegnando, perché al di là degli eventi vogliamo accendere i riflettori proprio su questi aspetti, quindi anche stiamo ragionando sempre anche con l'Università di Udine su una riflessione che dobbiamo fare sulle città del futuro, perché tutte le città, anche in ambito europeo, stanno soffrendo pesantemente, oggi come oggi, a fronte di nuovi fenomeni. Da una parte, ad esempio, l'irreversibile, a mio avviso, calo demografico, dall'altra l'irreversibile immigrazione. Per cui dobbiamo cercare veramente di riflettere tutti assieme. E come Go 2025 altro elemento molto importante è assolutamente la sostenibilità. Poi vi parlerò del progetto delle api, perché anche qua dobbiamo sempre nell'ottica di confronto, che deve essere un confronto volto a crescere, a farci crescere, no? Non la contrapposizione. Deve essere il confronto anche sull'ambiente, va benissimo le manifestazioni, tutto quello che si vuole, però alla fine dobbiamo arrivare a un risultato e il risultato si raggiunge solo se si è disposti ad ascoltare le altre persone, gli altri punti di vista. Quindi anche per quanto riguarda l'ambiente noi siamo assolutamente in prima linea, assolutamente, ma favorendo il dialogo. Quindi ascoltare e arrivare a un punto di incontro, un punto comune, mettendo da parte, come hanno fatto Gorizia e Nova Gorica, mettendo da parte le cose che dividono. Si può. Gorizia e Nova Gorica hanno dimostrato che si può. Alla fine il confine della pace possibile dimostra che si può. Se ce l'abbiamo fatta noi, ce la faranno tutti. Grazie in particolare per aver ricordato che non siamo in un momento facile per nessuno e quindi tutti i segnali positivi che possono arrivare da chi invece sta promuovendo il dialogo e la collaborazione sono forse più che in altri
periodi ancora più importanti. E io vorrei partire ricordandovi che il Salone della CSR e dell'innovazione sociale oramai è diventato, come ricordava anche Valeria, un punto di riferimento in questi anni, e nell'ultima riunione del comitato scientifico e del gruppo promotore si è deciso di dare come titolo all'edizione 2024 "Sfidare le contraddizioni". Un titolo non facile, perché raccontare le cose belle, le cose che sono riuscite bene, ci viene istintivo, no? E il Salone per un po' di anni è stato anche un palcoscenico per mettere in evidenza gli aspetti positivi. Cosa che va bene, perché sono anche di ispirazione, no? Se io vedo un'azienda che ha fatto una certa attività, torno a casa e dico, ma magari posso declinarla sulla mia realtà e quindi torno a casa arricchito di un'esperienza che poi traduco nella mia dimensione. Però quello che stiamo cercando di fare è di trasformare il palcoscenico in una palestra. Cosa vuol dire? Non abbiamo ancora comprato gli anelli, i quadri svedesi, no? Però stiamo cercando di far emergere quelle che sono le difficoltà e il confronto tra soggetti che magari hanno provato a collaborare e hanno avuto delle difficoltà, a volte anche esterne, quindi non è detto che sia perché o l'impresa o l'ente di terzo settore sia incapace, no, vuol dire semplicemente che le difficoltà c'erano. Quello che ci piace è raccontare anche come vengono superate, perché però non negare che la complessità, che è quella nella quale siamo immersi, è quasi impossibile che non ci siano contraddizioni. Quindi questo titolo abbastanza sfidante è stato accettato da tutti. Ricordo che il Salone Nazionale ha nel suo gruppo promotore ASVIS, Sodalitas, Unioncamere, Sustainability Maker, Global Compact, oltre a Coinetica e alla Bocconi. Quindi diciamo un gruppo dalle spalle larghe, mi piace dire questo. Io volevo fare 2 o 3 riflessioni prima di farvi vedere un breve video che racconta che cos'è il Salone Nazionale, al quale devo dire che Anima Impresa ha sempre, con le sue aziende, ha sempre partecipato in tutte le ultime edizioni, portando anche la voce di questa magnifica regione, e non lo dico per piaggeria. Ho chiesto a Renata di darmi questi 2 pin perché ci credo. Io lo dico sempre che il Friuli ha una marcia in più, e quindi sono ben contenta che ci sia anche la voce di tante aziende del Friuli nell'edizione nazionale. 3 cose. Una è stata anche citata, forse anche da Valeria, che è la responsabilità individuale. Cioè lei ha detto noi dobbiamo essere influencer, influenzare positivamente. Sì, lo so che la parola influencer in questo momento viene ricondotta ad altri aspetti non sempre così diciamo etici, però siamo veramente, la nostra responsabilità è innanzitutto agire correttamente e poi anche cercare di influenzare quelli che lavorano con noi, studiano con noi, collaborano, perché per troppo tempo tutti abbiamo detto le imprese devono fare sostenibilità, le istituzioni devono fare leggi, va benissimo, non che non lo debbano fare, però non dimentichiamoci che se siamo degli attori del cambiamento, i giovani in particolare, ma anche noi, anch'io mi sento un attore di cambiamento, dobbiamo agire anche noi in modo corretto. L'altra cosa che ultimamente mi sta appassionando è la questione della sostenibilità e sottolineare quella vera. Non che ci sia una sostenibilità falsa, però la sostenibilità vera è quella che ti fa cambiare il modo anche di gestire l'impresa, anche di gestire una pubblica amministrazione. Quindi noi che facciamo la sostenibilità vera perché da tempi non sospetti, come ricordava Valeria Brogian, noi che ci crediamo veramente e che la pratichiamo, dobbiamo chiedere
che chi agisce in modo sostenibile lo racconti nel modo corretto, perché un altro dei grandi temi è il greenwashing, e che adesso io sto scrivendo questo libro che uscirà tra poco, che è sul social washing, quindi raccontare che un'impresa è a favore delle persone che vivono nei territori, dei suoi dipendenti, eccetera, che poi nella realtà è una dichiarazione di principio che sotto sotto non ha fatti concreti. Allora, la sostenibilità, quella vera, è quella dei fatti. Una cosa che un po' preoccupa, avete sentito nei giorni scorsi, è che l'Unione Europea ha bocciato il decreto sulla rendicontazione obbligatoria. Qui abbiamo varie interpretazioni, ho sentito anche alcuni colleghi. Certo, dispiace da un certo punto di vista, perché in qualche modo essere costretti a rendicontare rendeva un po' più trasparente anche l'operato delle aziende. Però io ho sempre detto, sì ragazzi, ci stiamo preoccupando della rendicontazione, ma se un'azienda non ha scelto una strategia di sostenibilità con le azioni vere, ma che cosa ci scrive in quella rendicontazione? Sembra un'affermazione un po' banale, ma è così. Quindi le aziende devono intanto imparare a chiedersi che cosa vuol dire essere sostenibili, sostenibilità quella vera, agire e poi dire, no? Il fare viene prima del raccontare. Quindi, peccato questa battuta d'arresto, ma credo che da un certo punto di vista consenta alle aziende che erano già oramai focalizzate, no? Dice adesso cosa faccio, cosa scrivo su quel bilancio di report di sostenibilità, intanto comincia a pensare a che cosa fai e tira fuori le cose più belle e più corrette che fai, che magari a volte non racconti, perché no, per pudore, perché credi di non essere così bravo, per 1000 motivi, tirale fuori. E infatti associazioni che sui territori, in questo caso come fa Anima Impresa, ma ci sono anche altre associazioni in Italia, non tantissime, mi piacerebbe che ce ne fossero molte di più, che fanno proprio questo lavoro di stimolare le organizzazioni, spesso sono come voi multi-stakeholder, quindi stimolare il confronto, la collaborazione e poi soprattutto un racconto che sia vero e che sia propedeutico poi a un miglioramento continuo. Io ho scritto ieri proprio su LinkedIn un post sul social washing che è stato anche commentato e qualcuno forse non l'ha capito. Ho detto che secondo me la sostenibilità è un tapis roulant. Cosa vuol dire un tapis roulant? C'è chi lo interpreta e dice ma allora devo correre e basta. No, perché poi il tapis roulant a un certo punto è uno strumento, dipende da come lo usi, ma non essere mai contenti, pensare di poter fare qualcosa sempre di più e meglio, perché le organizzazioni perfette non esistono. Quindi un ambito di miglioramento, sfidando le contraddizioni della complessità, lo possiamo raggiungere tutti. Ecco, queste erano, poi mi ha fatto piacere ricordare che la responsabilità sociale è di territorio, e questo è un esempio certamente che va in questa logica, e ricordare che appunto questi momenti di dialogo e di confronto, se andiamo via con un concetto, o magari anche solo 3 domande, 3 quesiti che ci siamo posti, abbiamo fatto un grande lavoro. Se andiamo via esattamente come siamo entrati, forse ce lo potevamo risparmiare. Quindi chiedo alla regia se può mandare in onda il video. Questa è la nostra mappa dell'Italia, come vedete siete la terza tappa, andremo non proprio vicinissimo che a Teramo, poi raggiungeremo tutte le altre tappe. Per la prima volta quest'anno, oltre alla Sicilia, saremo anche in Sardegna, quindi l'ultima tappa sarà Cagliari. Il video dell'anno scorso, prego.
realizzate e che anche nel 2024 a ottobre speriamo di fare tante di queste iniziative che sono anche molto interattive. Cioè, tra l'altro, adesso mi è venuto in mente, noi abbiamo premiato l'Università di Udine per l'Hackathon for Impact. Si sono sfidati studenti di Udine, studenti di Napoli e studenti di Bologna. Poi tutti sono venuti al salone e il pubblico ha votato la soluzione che era sull'economia circolare più convincente, perché erano tutte molto belle. Le ragazze avevano lavorato secondo me tutti belli, tutti bene, e quindi le proposte erano belle, però ha vinto Udine. Io l'ho dichiarato a tutti, mi sono astenuta, però avrei votato Udine, quindi no, grazie anche per l'impegno, che anche grazie alla professoressa Codiglio, al professor Marangone e anche a tutti i colleghi dell'Università di Udine. È stata veramente un'occasione anche per animare, no, l'attività che poi appunto abbiamo riportato all'edizione nazionale. Quindi io ringrazio tutti e in particolare ringrazio Francesco Pitassio, Valeria Brogian e Patrizia Arti con l'invito ad accomodarsi, e invece invito a salire i nostri due primi relatori. Grazie. Luca Brusati e Fabrizio Renato Russo. No, io sono sempre quella. Allora, io come al solito prendo degli incarichi un po' incastrati in modo difficile, però credo di dover fare un minimo di chiarezza, soprattutto a beneficio degli studenti, su questa terminologia un po' debordante che si è sovrapposta nel corso. Non ho voglia di andare sulle definizioni, ma metterò l'enfasi su alcuni problemi di questo tema che è molto complesso, molto impegnativo, e che ci piaccia o non ci piaccia, metteremo un po' di puntini sulle i, è una cosa con la quale imprese e istituzioni si devono confrontare, e in tempi anche molto rapidi. Però già nella presentazione che ha preceduto, diciamo nel primo panel, sono stati utilizzati termini diversi che si sono sovrapposti nel corso degli anni, e quindi credo che sia utile richiamare questa terminologia e capire, non in modo definitorio, perché il Salone, essendo un brand consolidato, si chiama Salone della CSR. Però si è parlato molto di sostenibilità, che è il tema, diciamo, l'etichetta che ultimamente va di moda. In ambito finanziario e di business si parla molto di ESG, che è un tema che altrettanto è stato citato. Okay? Quindi in ambito manageriale ESG, e quindi anche nella pratica, nella formazione, nell'accademia, nelle pubblicazioni si parla molto di ESG. Una parola che a me piaceva molto, che è passata un po' di moda, era la logica della corporate citizenship, cioè le organizzazioni sono cittadini. A me questa cosa piace, perché se sono cittadini vuol dire che hanno obblighi ma hanno anche diritti e possono far sentire la propria voce. Però vabbè, si parla molto su aspetti più tecnici, la decarbonizzazione, carbon footprint, si parla di economia circolare. Se si va su una dimensione più di istituzioni internazionali, allora si introducono i Sustainable Development Goals, gli SDGs, che peraltro anche alcune imprese presentano i propri risultati. Quindi c'è in giro, da queste parti si dice, un mashup di questi termini che rischiano di confondere un po' le idee, anche perché il tema è dannatamente complesso. Okay? Quindi non credete a chi ve lo vuole semplificare, e cercherò da un lato di far chiarezza sui termini del concetto, ma anche di ragionare su quali sono gli elementi problematici. Allora, un tema al quale la collega Sobrero già ha fatto riferimento è tutto il tema che ha come etichetta diciamo più nota, e credo nota anche al grande pubblico, il tema del greenwashing, che però ha tutta una serie di declinazioni. Allora, qui vediamo da un lato delle survey dove gli investitori dicono: le imprese non mi spiegano abbastanza la loro performance. Attenzione, in tutto il mercato finanziario la cosa viene vista come rischio
cioè le implicazioni sul valore delle imprese del fatto di fare stupidaggini su sta roba, ok? Se salta fuori che io sfrutto i lavoratori nella mia fabbrica del Bangladesh e mi viene fuori un casino, questo rappresenta un problema per l'investitore che ha comprato un'azione che vale 100 e dopo questo, che credo si chiami tecnicamente shitstorm, non è una parola che ho inventato io, perde il 30% del valore, ok? Allora, io investitore ho un'esigenza seria di capire, non come dico sempre, la bambina col soffione, il sole, il prato. Ci siamo? Perché finora è stata sta roba qua. E questa è una sfida enorme per i comunicatori, che i comunicatori rischiano di perdere se non si preparano ad affrontare la nuova realtà di questo tipo di discorso. Non è andare a mettere in fila le cose belle che ho fatto, è molto di più. Okay? Dall'altra parte tutti i soggetti, vediamo, si lamentano, non ci arrivano informazioni attendibili. Oramai tutte le imprese di una certa dimensione presentano dei dati, abbiamo fatto anche delle analisi, guardando per esempio dal 2017 al 2020 le banche italiane hanno migliorato il contenuto della propria rendicontazione, l'esito andando a guardare pagina per pagina è no. Okay? Le banche hanno un ruolo fondamentale perché nell'idea dell'Unione Europea dovrebbero andare a prestare i soldi a condizioni più favorevoli, quindi a tassi più bassi, a quelli che sono più bravi e ad alzare i tassi di interesse a quelli più rischiosi, che sono quelli che fanno porcate, detto in termini brutali. Se le banche però sta roba non la sanno fare, e purtroppo per il momento non la sanno fare, e la fanno malissimo, è un meccanismo fondamentale di allocazione del capitale funziona male. Mi sono dimenticato di un'altra etichetta, il triple bottom line. Triple bottom line vuol dire che io ho una bottom line e quindi una performance di tipo economico, perché devo anche tenerle in piedi le imprese, se le ammazzo, come si diceva prima, non vado tanto lontano, e però ho una mia bottom line, quindi un risultato in termini sociali e in termini ambientali. Okay? Che in media la performance sia molto positiva, qualche dubbio ce l'abbiamo. Okay? Al di là del possibile fumo negli occhi impacchettato bene, che però rischia di far perdere credibilità a molta di questa comunicazione se non è supportato da dati molto concreti. Prima si parlava di social washing, ce ne sono tanti ormai di questi termini, oltre al greenwashing. C'è pink washing, che vuol dire che faccio finta di essere interessato alle tematiche di genere, ma è aria fritta. C'è il blue washing, del colore della bandiera dell'ONU, quando mi metto a svolazzare cose che mi dicono che sono interessato a quello che dice l'ONU, è solo una bella copertura che qualcuno va a raccontare. Però il fatto che questi termini, soprattutto greenwashing, siano noti vuol dire che non è che in tanti credono a quello che viene raccontato da questo punto di vista. Questo è un problema vero. Okay? Siamo in una fase in cui non è che le imprese godano di tantissima credibilità e di tantissima reputazione, che è negativo per le imprese, perché non tutte fanno porcate. Okay? Questo è un po' datato, ma dicono, dati non... bassi livelli di... ci sono non mi ricordo quale società di consulenza, comunicazione famosa, presenta i dati annuali fatti regione nel mondo per le regioni del mondo, però le imprese hanno un livello di fiducia mediamente modesto. Tanti li considerano brutti e cattivi, ok? E non è che domani è molto probabile che cominceremo a pensare che siano buoni. Da questo punto di vista, l'Unione Europea sta facendo tantissime cose. Poi in qualche caso la cosa ovviamente ci si mette qualcuno che già definisce le regole in modo poi da andarci a guadagnare, però in qualche modo il portato di quei Fridays for Future, di quella signorina che si chiamava Greta Thunberg, eccetera, eccetera. Su questo c'è veramente tantissimo. Devo mettere alcuni puntini sulle i su alcune cose, però soprattutto per chi opera in impresa è importante capire che cosa sta arrivando. Quella che è stata affermata adesso non è la Corporate Sustainability Reporting Directive, ma è la direttiva sulla sostenibilità due diligence, Sustainability Due Diligence Directive, cioè la direttiva che va a rivedere le catene di approvvigionamento. Perché uno dei meccanismi dice, se io dentro i confini giuridici della mia azienda sono santo, ma tutte le porcate le faccio fare ai miei fornitori, non va mica bene, devo renderne conto. Okay?
Invece sulla Corporate Sustainability Reporting Directive è stata pubblicata il 5 di gennaio, mi pare, del 2023 e siamo nella fase di, c'è già la bozza di decreto di recepimento in Italia che è oggetto di discussione. Attenzione che su questa cosa, e questa è una sfida secondo me gigantesca, intelligente ma gigantesca, e questo grosso cambiamento rispetto al passato, si chiama rendicontazione, ma per il futuro, per le grandi imprese, proprio quello che dicevi tu, diventerà obbligatorio, cioè non devo dire cosa ho fatto, devo scrivere dove voglio arrivare, devo dire come intendo arrivarci e alla fine devo misurare quanto ci sono arrivato. Signori, non poche imprese fanno fatica a articolare questi elementi rispetto alle loro strategie commerciali, non tutte, ok? Dirgli devi fare sta roba sulla tua sostenibilità è un salto quantico enorme e secondo me non siamo preparati perché le imprese questa cosa non la sanno. Parlando con le imprese mi dicono spesso delle cose dove vedo che non sanno che sta roba sta arrivandogli addosso, ok? Per le imprese grandi questa roba diventa obbligatoria dal bilancio 2025, cioè quello che viene pubblicato nel 26 relativo alla performance 2025, quindi vuol dire che i meccanismi di rilevazione devono essere in piedi tra 10 mesi perché poi c'è Natale e non sanno ancora cosa devono fare. Okay? Questo è solo un pezzettino di una lista infinita di interventi che l'attuale commissione ha messo in piedi, tutte cose sante, ma io non so come sarà possibile recepire questa roba in tempi rapidi. È una sfida enorme. Allora, su questo alcuni problemi, poi chiudo per aprire, diciamo in qualche modo, passare la palla al tema, però volevo mettere alcuni puntini sulle i del fatto, attenzione, per chi si occupa di comunicazione, questa roba che fino a ieri ha voluto dire una roba, adesso vuol dire tutt'altro, anche perché quella direttiva di cui parlavo prima, per esempio, chiede l'asseveramento dei dati, quindi i tuoi dati non sono quelli che dici tu, devono essere controllabili dall'esterno, benissimo ovviamente, ma anche questo è un casino. Okay? Ecco, la mia impressione è che i comunicatori oggi sul mercato non siano pronti ad affrontare questa sfida, il che ovviamente apre delle prospettive per le nuove generazioni, però bisogna capire di cosa si parla. Allora, sul discorso dell'opportunismo, finora il problema c'è stato. Okay? Questo è un decalogo noto che ti dice le 10 domande di controllo per andare a vedere se ti stanno vendendo fumo. Okay? Secondo problema, allora, da un lato si fanno degli interventi, poi però, e a me va bene, che mi stanno simpatici, l'80% degli italiani sta con gli agricoltori che dicono ma voi siete matti. Ok? Dove dicono no, tutte ste robe che ci stanno buttando addosso, ci vogliono far fuori, poi chiaramente come sempre in ogni cambiamento di policy dipende da chi ci guadagna e chi ci perde, no? Voglio dire, ci guadagnano le grandi imprese, danno delle piccole imprese, eccetera, eccetera. Però se da un lato tutto sommato Greta Thunberg e l'idea della sostenibilità stavano simpatici a tanti, adesso gli agricoltori dicono dita negli occhi ma voi siete pazzi, andiamo a togliere tutte queste regole che ci ammazzano e l'80% degli italiani sta con gli agricoltori. Okay? Quindi è un po' difficile perché siamo d'accordo sul principio, poi però quando si vanno a modificare delle cose diventa un problema. The elephant in the room, come dicono gli americani. Allora, il casino vero, scusatemi la brutalità, ma per richiamare la vostra attenzione, è che a volte ci sono dei trade-off, cioè che non posso vincere su tutti i fronti. Ed è un problema serio, ok? Allora, questo è la Ferriera di Servola qualche anno fa, non era sempre così, ok? Però pensiamo al caso di Taranto che è più famoso. Allora, io ho un problema di un impianto obsoleto, inquinante, che però dà lavoro a migliaia di famiglie tra l'occupazione diretta e l'occupazione indiretta. Quando io ho le possibili soluzioni win-win, va bene, ma il problema vero che si pongono anche le imprese quando devono rendicontare in modo più ampio è come gestisco i trade-off, ok? Cioè come faccio a salvare capra e cavoli, anche perché rischio di essere messo sotto i riflettori in negativo qualunque cosa faccia. Se inquino sono brutto e cattivo perché inquino, se chiudo la produzione e la sposto da un'altra parte ovviamente sarà un impianto più automatizzato e quindi ci saranno meno lavoratori, sono brutto e cattivo perché butto le famiglie sul lastrico. Questo è il problema vero, perché le aspettative
fuori sono molte, anche perché c'è un problema. Se guardiamo gli stakeholder con realismo, i miei portatori di interesse, ciascuno mi rompe le scatole su una roba, del resto non gliene frega niente. Single issue stakeholder, cioè quello che vuole che io non schiacci i ranocchietti che attraversano la strada dove passano i miei camion, di tutto il resto non gli interessa nulla, vuole che faccia il passaggio sotto la strada per far passare i ranocchietti. A me sta anche simpatico, ok? Però dal punto di vista dell'impresa io ne ho fuori 10, 20, 50, ciascuno dei quali gli interessa una dimensione del mio lavoro, è un casino. Allora, torniamo a noi e introduciamo quindi il tema, poi ritornando al tema del confine. Un approccio che non è perfetto, ma è un approccio intelligente, di moda, quindi così è bene che lo sappiate, non ho messo la citazione, scusate, questa è Porter, che ci ha parlato della creazione del valore condiviso. Non è un approccio perfetto perché non tiene in considerazione la problematica dei trade-off. Però Porter ci dice, cerchiamo di lavorare sui temi dove riusciamo a vincere in due. Non ci risolve il problema del trade-off, ma non possiamo risolvere tutto in 10 minuti. Allora, Porter ci dice, attenzione che in passato spesso si sono fatte robe da mettere i fiorellini, cioè io la mia attività, che è il 99% della mia attività, poi faccio una cosa per fare bella figura, che non c'entra niente col mio business. Ok, faccio rubinetti e vado a salvare l'orso bianco. Che ne sai dell'orso bianco? Fa figo perché l'orso bianco sta più simpatico della puzzola e quindi salviamo l'orso bianco che fa figo, no? Però è una roba occasionale che non aiuta l'impresa. Allora Porter ci dice, io aggiungo, dove è possibile, che non è dappertutto, cerchiamo di creare valore condiviso, cioè di lavorare su qualcosa che aiuta l'impresa e aiuta, chiamiamola, società in senso lato, ok? L'esempio tipico che faccio, se io lavoro molto strettamente con gli istituti professionali per rafforzare le qualifiche degli studenti degli istituti professionali, poi mi becco i migliori che conosceranno la tecnologia con cui le imprese lavorano negli anni 20 del XXI secolo e non con la tecnologia di 10, 20 o 30 anni fa. Okay? Sto aumentando l'occupabilità degli studenti degli istituti professionali e non li devo formare quando li ho già a libro paga. Okay? Allora, in questo senso io ho voluto legare il tema alle problematiche di questo territorio, dove delle regioni periferiche, con tutti gli svantaggi classici delle regioni periferiche, hanno deciso di perseguire una strategia win-win, mettendo insieme i loro sforzi. C'era Lubiana candidata dall'altra parte, quando si è dovuto scegliere la capitale europea della cultura, ok? Ma con l'idea, secondo me geniale, perché chiaramente l'Unione Europea, la Commissione Europea gli piaceva la roba della capitale transfrontaliera, hanno pensato, facciamo Nova Gorizia insieme a Gorizia e sbanchiamo, ok? E quindi da questo punto di vista l'idea di mettere insieme due realtà con una storia problematica, io sono molto affascinato, c'è il Museo del Confine per chi è di passaggio da queste parti, attaccato alla stazione transalpina, quindi proprio vicino a questo punto, che per un foresto come me fa vedere delle cose interessantissime, però hanno messo insieme le risorse per diventare un polo di attrazione, di promozione, di iniziativa. Tutta una serie di organizzazioni prendono la scusa della capitale europea della cultura per organizzare da queste parti tutta una serie di iniziative che in qualche modo mette tutti e due sotto i riflettori. Quindi secondo me è un esempio interessante dove, anziché competere o vivere ciascuno nel proprio orticello, si è deciso di fare sistema con la costituzione del GECT e così via, per creare appunto valore condiviso, cioè qualcosa che vada a beneficio di ciascuno e a beneficio di tutti. In questo senso, creare valore condiviso. Grazie per l'attenzione. Grazie professor Brusati, che ha anche corretto un mio errore e quindi perché mi sono confusa. Quella che ha subito una frenata è stata appunto l'obbligo del controllo della filiera, non l'obbligo della rendicontazione. Beh, insomma, un errore non da poco, ma è che ero emozionata nell'essere in un posto che mi provoca sempre molta contentezza, ma anche
a volte mi fa andare in confusione. Quindi la precisazione anche sui termini è vera, perché c'è molta ancora confusione, no? C'è chi dice ma CSR è uguale a sostenibilità, no, non è uguale, manca un pezzo. Insomma, diciamo, al di là del dibattito accademico, il motivo vero per cui si è passati dall'usare CSR a sostenibilità era che era più semplice, dopodiché non è magari del tutto corretto, e oggi la parola rischia di essere svuotata di senso per le ragioni che dicevo prima. Bisogna aver fatto e poi si comunica. Bene, con piacere passo la parola a Fabrizio Renato Russo, prego. Grazie, buongiorno a tutti, in particolare ai ragazzi ovviamente. Beh, il titolo Frontiere come contraddizioni, già parlare di frontiere a Gorizia viene così naturale, no? Gorizia, quindi confine, frontiera, che poi sono termini che in realtà noi usiamo come sinonimi, ma questo è più una curiosità. Per i latini, per i classici in generale, ma diciamo per i latini non erano proprio simili. Il confine, che può essere quello che abbiamo adesso, separava, era una linea che andava a separare, diciamo, territori appartenenti alla stessa cultura o comunque culture diverse ma che si riconoscevano, si rispettavano, e quindi diciamo il confine divideva dei mondi fra di loro noti. Tant'è vero per esempio che il vicino di casa della villetta a fianco è il confinante, no? Il frontaliero, no? E quello di cui vedo se fa la grigliata, se gioca a pallone col figlio, così come qua vedi quello che fanno a Nova Gorizia, le abitudini, le tradizioni, la cultura. La frontiera per i latini invece era più limes, quindi diciamo una barriera che separava la civiltà dai barbari, banalmente, il disordine dall'ordine, il noto dall'ignoto. Dopodiché la frontiera, sappiamo, ha assunto anche altri termini, la frontiera della scienza, che appunto è sempre una ricerca verso l'ignoto. Quindi diciamo che il confine, quello che abbiamo adesso, forse una volta con la cortina di ferro avevamo la frontiera, soprattutto dopo la guerra, ora abbiamo il confine, perché un confine comunque c'è, ci sono degli stati, ma è una linea condivisa. Se ci pensate, la stessa etimologia di confine deriva dal latino confinis. Finis è semplice, è la fine, quindi già finis è un confine. C'è la particella con però, con che unisce, un qualcosa che è insieme, un qualcosa che è condiviso, tant'è vero che la linea di confine è proprio condivisa, è un pezzo di territorio che è condiviso. E il più grande esempio di condivisione credo sia stata la globalizzazione, ampliando adesso il raggio. Negli ultimi più o meno 30 anni si è passati da iniziare a produrre, a spostare la produzione nei paesi dell'est, in Romania soprattutto, e poi in Cina, facendo un esempio, ma poi altri paesi, Vietnam, Malesia, eccetera, eccetera, ma usiamo la Cina come esempio più classico. E questa condivisione alla fine delle conoscenze, anche se la globalizzazione è nata ovviamente perché per abbattere il costo della manodopera, perché l'incidenza della manodopera è pesante in certi tipi di prodotto. Quindi ci si è spostata in Cina, facciamo in Cina perché è l'esempio più facile. Però questa condivisione alla fine ha fatto sì che ci sia stata anche un'interdipendenza tra i vari paesi, culturale e sociale, perché c'è stata una sorta di contaminazione, se ci pensate. Ora purtroppo, per vari motivi che non stiamo a analizzare adesso, anche complice il Covid, le catene lunghe, Suez, vedete adesso che se non arrivano le navi, non arrivano i microchip, non consegnano le auto, eccetera, eccetera, per tutta una serie di motivi che non stiamo a discutere, si sta un po' tornando indietro al cosiddetto reshoring, cioè c'è la tendenza, ancorché lenta, a riportare le produzioni in patria o meglio in paesi amici, il friendshoring. Un esempio per capirsi, la Apple sta spostando la produzione dalla Cina all'India perché è considerato un paese più amico da un punto, diciamo, sì, più amico ma più stabile, mettiamola così. Cioè produce in un posto che, come è successo con la Russia, la guerra in Russia, l'abbiamo visto tutto, scoppia la guerra e non avevamo il gas. Allora mi vado a approvvigionare di gas in un altro paese che lo considero più stabile. Adesso noi lo prendiamo in parte dall'Algeria, non è che sia molto meglio, ma questo è una nota a parte. Però perché però il fenomeno del reshoring succede anche per un altro motivo. Dicevo prima, perché si è andato a produrre lontano? Perché il costo della manodopera incideva tanto sul costo del prodotto. Ora, grazie all'automazione, il costo della manodopera incide sempre di meno, quindi posso ritornare
a riprodurre in casa, diciamo nei paesi occidentali, mettiamola così. Però tutto questo è garantito dall'automazione, quindi chiamiamola della transazione digitale, adesso si usa questo termine, sostanzialmente sfruttando la tecnologia. Sfruttare la tecnologia però vuol dire avere le competenze. E qui apriamo un tema interessante. Beh, voi siete, parlo più ai ragazzi soprattutto, voi siete giovani, quindi non avete un background che abbiamo noi, però, adesso vi farò degli esempi, i cicli aziendali una volta erano molto lunghi, cioè io producevo un prodotto e il prodotto e come lo producevo durava decenni. Ora non è più così, c'è un'evoluzione continua del prodotto e della fase di produzione del prodotto. Vi porto un esempio. 30 anni fa il principale produttore di telefonini, c'erano i telefonini, forse voi non li avete visti, era la Motorola, aveva il 50% del mercato, seconda Nokia 20%, terza Samsung, lo do come dato, non so dove era in classifica, 0,2%. 2007 c'è la rivoluzione nei telefonini, arriva lo smartphone, il primo iPhone. Non tutti sono stati al passo coi tempi. Solo 10 anni fa, quindi qua c'eravate, le quote di mercato erano Apple 23, Samsung 27, Nokia 20. Samsung era già sparito dal mercato. Oggi sfido chiunque voi a avere un telefonino Nokia. C'è 10 anni, il leader del mercato oltre il 50%, è sparito nel 94, cioè 10 anni, scusate, nel 2014, cioè 10 anni fa era già sparito. Nokia oggi non c'è più, di fatto. Perché? Perché non ha avuto le conoscenze, le competenze per capire che il mondo stava cambiando. Non bastava più il telefonino, ma ci voleva lo smartphone. Non è che sono falliti, proprio spariti. Ci sono altri esempi, le Kodak, i rullini, voi non lo sapete, ma ai tempi nostri noi andavamo in gita col rullino nella macchina fotografica, che avevi 12, 24, 36 foto. Quindi ogni foto era pensarci bene a fare la foto. Poi tu la facevi, tornavi a casa, ne avevi le tue 24, lì che le centellinavi, non ridono perché si ricordano queste cose, e poi appena le sviluppavi sperando che la foto sia venuta. Mentre adesso con i telefonini spariamo foto ale che nessuno guarderà mai. Le facevi sviluppare, andavi dal fotografo e dicevi torno il prossimo sabato e ti dava la bustina con tutte le foto che tu guardavi sperando che fossero venute tutte quante. Vi faccio un altro esempio, vi faccio una domanda come a scuola. Sapete qual è l'azienda automobilistica che oggi vale di più sul mercato? Quella che capitalizza più in borsa, si dice. C'è qualcuno che lo sa? Dai, vince un 30 nel prossimo esame. Dai, provate a sparare un nome. Quale sarà? Com'è? Tesla. Brava, Tesla. Brava, promossa, esprimiete il nome. Tesla produce, l'altro anno ha prodotto 4 milioni di auto, la Ford 10, però Tesla vale di più. E di quanto vale di più, secondo voi? Di un dollaro? Vale 10 volte tanto. C'è Tesla producendo il 40% delle auto di Ford, vale 10 volte tanto. Perché? Perché il mercato scommette e dice tu hai un'idea di futuro, giusto o sbagliato che sia, dopo tutto da vedere. Tu hai un'idea di futuro. Ford, la prima Ford T che ha fatto economia, di Henry Ford, ha prodotto sempre uguale, no? Il motore a scoppio, 4 ruote, il volante. La Tesla ha un'idea di futuro, potrebbe essere lo smartphone dell'Apple. 30 anni fa, sulle prime 10 società quotate al mondo, solo una era tecnologica, IBM. Oggi tra le prime 10 sono 7 tecnologiche, le conoscete più o meno tutte. Amazon, Apple, Alphabet, che sarebbe Google, Meta, che sarebbe Facebook, Microsoft, una fabbrica di Taiwan di microchip, che ricordo che quando non li consegnavano, non si consegnavano le auto, e Nvidia. Sa qualcuno chi è Nvidia? Nvidia è una società che fino a un anno fa produceva microchip per acceleratori grafici, per i computer, per i videogiochi. Ora
dagli ultimi 6 mesi, massimo un anno, di cosa si parla? Solo di intelligenza artificiale. E si è scoperto che ha bisogno quindi di velocità di calcolo enormi, si è scoperto che questi acceleratori grafici andavano bene per l'intelligenza artificiale. Bene, Nvidia in un anno ha triplicato il valore di borsa, che può dir tanto o niente. Però il dato significativo è che oggi vale in borsa più di Amazon e più di Apple. No, di Amazon, scusate, no, più di Amazon e di Google. C'è Nvidia, che nessun grosso modo conosce, in un anno, grazie all'intelligenza artificiale, vale più di 2 società che tutti conosciamo. Perché? Perché è un'idea di futuro. Questo per dirsi che il mercato scommette su Nvidia, come scommette sulla Tesla, perché secondo il mercato hanno un'idea di futuro. Per dare il peso dell'intelligenza artificiale, chiaro sono tutte stime, un po' come l'oroscopo, fra 10 anni magari torniamo indietro e abbiamo sbagliato tutto. Qualcuno dice che è la 5ª rivoluzione industriale. Nel 2030 si prevede che il 30% dei lavori verranno svolti dall'intelligenza artificiale. Non sarà 30, sarà 21, sarà 15, però ci sarà un grosso impatto. È previsto che i bambini che oggi vanno alle elementari, occhio a questo dato, è una stima, però dà un'indicazione, i bambini che oggi vanno alle elementari, il 60% di quei bambini farà un lavoro che oggi non esiste. Cioè non esiste. E questo soprattutto per i giovani è molto importante perché dà l'importanza del valore della conoscenza. Cioè voi oggi studiate una cosa, e i professori non saranno contenti di quello che dico, ma prendete la sostanza della cosa, studiate delle cose che non vi serviranno. Forse io sono una delle ultime generazioni che ha utilizzato, chiamiamo l'ascensore, per cui entri studente ed esci con una professione in mano. Banalmente facevi ragioneria e andavi a fare il ragioniere. Ora ragioneria non lo fa nessuno, probabilmente, non so, immagino di no. Pochissimi. Però dico, non so se quando finirà il lavoro, scusate, finirà la scuola, troverà il lavoro da ragioniere. Quindi credo che l'intelligenza artificiale sia un poco, tornando al tema di Gorizia, un po' come la caduta del muro di Berlino, che è quello che è successo a Gorizia. Voi non lo sapete probabilmente, perché alcuni non sono di Gorizia e siete giovani. Gorizia per 40 anni, dalla fine della Seconda Guerra Mondiale ai primi anni 90, post caduta muro di Berlino, ha vissuto di economia di confine. Cosa vuol dire economia di confine? Ovviamente cortina di ferro, caserme su tutto il confine orientale italiano a difesa del pericolo dell'invasione dell'Unione Sovietica, dei paesi comunisti, eccetera, eccetera. Quindi militari, soldati di leva, pizzerie semplicemente, approvvigionamento delle caserme, semplicemente l'approvvigionamento alimentare. Lo stesso commercio cittadino puntava a fornire agli jugoslavi, perché c'era la Jugoslavia, non c'era la Slovenia, i beni di prima necessità che loro non avevano, ma banalmente i jeans. C'è gente a Gorizia, passato il mio termine poco bello, che ha fatto un sacco di soldi vendendo jeans agli jugoslavi. Le case di spedizione che commerciavano a est-ovest. Tutto questo è stato spazzato via. Quello che potrebbe fare l'intelligenza artificiale, non lo sappiamo ancora, ma la tendenza è quella. Gorizia quella volta non ha avuto la capacità di riconvertirsi, non ha avuto le competenze per reinventarsi, come abbiamo detto Motorola, come abbiamo detto Nokia. È rimasta agganciata al passato. Ho sempre fatto questo per 40 anni, d'ora in poi non lo posso più fare perché è in un mondo che non c'è più, la cortina di ferro non c'era più. Il tema è anche i destini futuri. Allora, dire destini del futuro è sempre difficile. Sicuramente, come vi ho detto, per quanto riguarda Gorizia, io credo che, come ha detto anche il professore, la capitale della cultura sia una grandissima occasione. Ormai non c'è più la frontiera, ma c'è il confine, quindi c'è una contaminazione tra le culture, tra le tradizioni, anche a livello economico ci si parla, si collabora e si può crescere insieme. Anche in un territorio dove Gorizia è una città un po' pigra, dove appunto tutte le novità vengono viste quasi come delle seccature, più come delle opportunità. E poi per voi giovani invece, sì, un po' come Gorizia 25, cioè il futuro per voi, ritengo, non è più difficile di quello dei vostri nonni o dei vostri bisnonni.
che sono usciti dalla guerra. È sicuramente però, quindi meno difficile, ma sicuramente molto meno prevedibile, perché le novità sono all'ordine del giorno. Abbiamo parlato di intelligenza artificiale, delle stime, ma il mercato va su quello, sull'ignoto, va verso l'ignoto, torniamo alla frontiera, no? Avete davanti una frontiera, avete davanti l'ignoto. Quindi quello che credo è che sono fondamentali le competenze, perché gli analfabeti del futuro non saranno più quelli che non sanno né leggere né scrivere, ma saranno quelli che non avranno la capacità di imparare, disimparare le cose che non servono più, reimparare nuovamente. In sostanza il messaggio purtroppo ragazzi è che dovrete tornare più volte sui banchi di scuola nella vita per reimparare le cose. Grazie. Grazie, molto interessante la riflessione di Fabrizio Russo. Mi permetto solo di contestare una frase che hai detto, cioè le cose che impariamo, la metodologia, il modo di pensare, magari su argomenti che poi serviranno relativamente poco, però ci aiuta a maturare, a diventare persone più consapevoli e che sono in grado anche di avere maggiore flessibilità. No, devo difendere l'università. Posso puntualizzo, giusto, io l'ho semplificata. In realtà, secondo me, quello che voi dovete imparare ad imparare. Cioè, quello che vi insegna la scuola non è che è importante che sapete la data in cui c'è stata la guerra, la battaglia di Waterloo. Quello che vi deve lasciare la scuola, secondo me, a oggi, è imparare ad imparare, perché dovrete tornare più volte nella vita a imparare. Questo mi è spiegato un po' meglio, me lo passa? Adesso Me lo passa. Allora glielo passo, però imparare le poesie a memoria o le date delle grandi... adesso qua stiamo a fare un dibattito, però è l'apertura anche di essere, e poi come piace dire a me, bisogna sempre avere le antenne drizzate, essere curiosi e essere capaci di adattarsi al cambiamento. E quindi almeno io vedo, io insegno in statale a Milano, fortunatamente ho degli studenti bravissimi, laurea magistrale, quindi sono già un po' più grandi, ma la cosa che cerco proprio sempre di dirgli è: voi, se volete essere sul serio degli agenti di cambiamento, dovete non stancarvi mai di avere un occhio critico, di imparare, di avere voglia di saperne di più e di rivolgervi a degli esperti per le cose che non sapete. Nessuno di noi può essere un tuttologo, per cui questa è la chiave anche per il futuro anche del lavoro. Quindi io ringrazio veramente tanto Luca Brusati e Fabrizio Russo e lascio la parola a Renata. E anche a Lorenzo Braida. Eccoci, ben ritrovati. A Renata e a Lorenzo ci tengo prima di tutto a presentare il mio comoderatore di questa mattina. È una primissima edizione, è questa, la prima volta che ci vedete in questa formazione, ma noi vinceremo la tappa, vero Lorenzo, assieme? È la prima volta che ci vedete in questa formazione con queste funzioni. Lorenzo Braida è fondatore e amministratore delegato della Braida SRL, società benefit, questo è fondamentale. Oltre ad essere un associato presentissimo e attivissimo in Anima Impresa, è molto appassionato e convinto. Quindi questa mattina assieme cercheremo appunto di presentare, raccontare, far raccontare alcuni, sono 6 casi aziendali che ci hanno fatto innamorare, diciamocelo, almeno cercando i casi per questa tavola rotonda, per questo slot. Abbiamo pensato veramente di intanto coprire un po' settori, ambiti diversi e
vedere appunto la creatività oltre la sostenibilità in ognuno di questi casi. Cominciamo subito con i primi due e chiamiamo sul palco Mattea Benedetti. Allora, sì, Robert Princic. Mettiamo Mattea di là. Sì, e Robert qua. Allora, ci siamo organizzati Lorenzo che ci alterniamo un pochino, facciamo un po' staffetta appunto perché articolo? No, Princic, ok. Nella presentazione dei casi io mi sono accaparrata il primo perché moda, non solo moda, ma brand di lusso etico si definisce, quindi moda ma appunto ripensata, realizzata con una concezione che sinceramente mi ha conquistata e spero, anzi sono convinta che conquisterà anche buona parte del pubblico. Allora, Mattea Benedetti, fondatore e amministratrice delegata di Benedetti Life, designer essa stessa, e anche docente alla facoltà di design di Lubiana. Il brand Benedetti Life ha un quartier generale a Lubiana, se non sbaglio, sì, ma non disdegna incursioni e, come dire, mobilità. Non ultimo lo showroom alla Milano Fashion Week recentemente, eccolo là. Il brand perché è estremamente interessante, appunto perché vuole essere una innovazione, una rivoluzione che concilia perfettamente etica, sostenibilità e una concezione della moda diversa che rivoluzioni veramente quello che è l'attuale trend di mainstream, diciamocelo così. E infatti io trovo scritto appunto che ha la missione appunto di dire addio alle tendenze passeggere e dare il benvenuto agli investimenti che durano nel tempo per quanto riguarda le nostre scelte di abbigliamento, che è esattamente l'opposto di quello che succede col fast fashion attualmente, che io trovo che sia veramente una sfida importante, una sfida alla contraddizione del settore in questo momento, ma le auguro veramente di vincerla interamente, perché effettivamente niente mi farebbe più felice che pensare appunto a questa logica del durare nel tempo, nella qualità, ma non solo, nelle scelte etiche, nelle scelte appunto di produzione. E qua l'ultimissima cosa per quanto riguarda la produzione, Benedetti Life si contraddistingue per la scelta dei materiali, tutti sostenibili, biodegradabili, ma cruelty free, con quindi un'attenzione particolare ai temi della sostenibilità. L'elenco straordinario si fa vestiti con le alghe, ma anche la pasta di legno, bottiglie di plastica, la pelle di ananas, il bambù e via dicendo. E quindi lasciamo a Mattea appunto il compito di raccontarci questo mondo fantastico, poi magari gli faccio vedere anche qualche vestito, visto che molti studenti e studentesse sono qua per questo. Prego Mattea. Penso che Renata quasi tutto. Non so soluzione. Ok, buongiorno. Grazie mille della presentazione, Renata ha quasi tutto spiegato del brand. Come ho cominciato, forse vi interesserà, più di 10 anni fa, quando neanche si parlava della moda sostenibile nel lusso. Perché nel lusso? Perché volevo creare una cosa
nella moda, un brand nella moda con i valori più grandi possibili in questo momento. Che vuol dire più grandi possibili? Vuol dire che nella moda, come sappiamo, che è una fra le industrie più inquinanti al mondo, ma vi dico perché, perché produrre un abito è una cosa molto complessa, non vuol dire solo prendere il tessuto e farlo, vuol dire anche come portare questo abito al cliente. C'è tipo dal seme, da come si produce un tessuto dal seme fino alla fine, o si usa pesticidi chimici, o si fanno tessuti con petrolio, no? Tutta la via della produzione ha dentro dal trasporto, dai chimici, dai come si pagano i lavoratori, è molto complesso come industria, è molto molto complessa, per questo è così inquinante. C'è un'altra cosa che dovete capire: per la produzione, per esempio, di una t-shirt esce circa 7,5 kg di CO2 e 2500 litri di acqua serve, no? Solo se noi cambiamo il materiale della t-shirt, vi do un esempio: prendiamo una t-shirt fatta con Ecovero, che è un materiale sostenibile. Per Ecovero, per produrlo vi serve esce 0,5 di CO2 e vi serve niente acqua, no? La differenza è enorme, e se pensiamo che al mondo siamo in 8 miliardi, se ciascuno ha una t-shirt nell'armadio, solo per capire che differenza si fa, solo se cambiamo una t-shirt e cominciamo ad essere consapevoli com'è importante cosa compriamo. Non che siamo vestiti tutti i giorni differente, però vestiti bene, belli, però con la consapevolezza per il pianeta e come le cose si fanno. La sostenibilità è una cosa che è in evoluzione. Per questo si deve imparare ogni giorno, e io ogni giorno cerco materiali che sono fatti in un modo più sostenibile dei materiali che ho usato 2 anni fa, per esempio. E questo è il mio concetto. Io che ho fatto? Ho fatto un brand dove ho preso i criteri più alti possibili a questo momento, ed ho fatto abiti che neanche forse capirete che sono sostenibili, perché sono abiti, come mi dicono, anche molto belli. Per capire di più, quando vado dal fornitore dei materiali, dove ci sono materiali normali, tipo hai 1000 opzioni di materiali normali, fra quei 1000 io creo tutto solo con 2 materiali. Così è limitata veramente la sostenibilità. Che vuol dire? Essere oggi sostenibili vuol dire investire di più nella consapevolezza e nel, come si dice, nel knowledge, nella conoscenza, scusate il mio italiano, nella conoscenza, investire di più nel vostro tempo, e poi si può diventare veramente sostenibili e veramente crederci che si può cambiare già oggi. Questo è molto importante, dovete credere che ce la potete fare. Perché? Vi dico perché, perché tante persone non ci credono. Anche quando sono stata, per esempio, al White adesso di Milano, sono stata una fra le 320 brand veramente sostenibili, che usa materiali innovativi. Però i buyer, quando sono venuti, ancora non ci credono, ancora non vogliono comprare, ancora per loro è troppo complicato capire cosa vuol dire. La gente praticamente ha paura della sostenibilità. Il greenwashing è soltanto per le persone che non hanno consapevolezza, no? E il greenwashing
è una cosa che oggi, come posso dirlo, si parla tanto, vi dico nella questione pratica, ancora oggi si tanto parla, però i fatti sono molto pochi. Anche aziende che producono materiali, vi do un esempio, a frattempo vedete un po' di immagini, vi do un esempio, esiste al mercato il poliestere riciclato, no? Però c'è il poliestere pre-consumer e post-consumer. Qual è la differenza? Tu come consumatore vai nel negozio o dici ok, compro un prodotto riciclato e sono felice che ho fatto qualcosa, però se non sai se è pre-consumer o post-consumer, forse non hai fatto niente. Che vuol dire? Pre-consumer vuol dire che l'azienda ha comprato bottiglie nuove di plastica e le ha riciclate, ha fatto il materiale e le ha mandate sul mercato come poliestere riciclato. Post-consumer vuol dire che le bottiglie sono state prese, vecchie bottiglie, pulite e rifatte. Ecco, e qua per questo per noi designer è molto difficile essere creativi e allo stesso tempo avere il controllo sulla produzione e avere anche la fiducia nei fornitori, perché la trasparenza è molto importante e dovete chiedere sempre certificati, ce li avete, mandateceli. Tutta la, come si dice, la filiera deve essere chiara se volete veramente fare la differenza per il pianeta. Ok? Adesso vado alle cose belle. Allora, il brand, siccome sapevo che forse fra 10 anni, 15 anni, tutti i brand dovranno diventare veramente sostenibili, ho detto che il mio DNK sarebbe anche promuovere la storia degli animali in estinzione, perché non siamo più collegati con la natura. Praticamente ai bambini quando chiedono di che colore è la mucca dicono che è viola, perché la conoscono solo dalla Milka, no? Ho voluto spiegare la storia degli animali in estinzione. È una fra le collezioni che l'ho dedicata ai pappagalli. L'ho dedicata perché quando Pixar ha mandato fuori il cartoon Rio del pappagallo blu, i genitori hanno cominciato a comprare questo pappagallo per i bambini perché tutti lo volevano in casa e il pappagallo blu è andato in estinzione. Qua voglio solo farvi capire che si deve lavorare su più settori per far vedere alla gente che devono essere un po' più consapevoli dei gesti che fanno ogni giorno, perché è importante dalla mattina che ti svegli con quale toothbrush, spazzolino ti lavi i denti, come ti vesti, con che trasporto vai al lavoro. E sapete, ogni piccola cosa che facciamo durante il giorno influisce sul pianeta e influisce come vivremo fra 10 anni, 20 anni, 50 anni, 100 anni. Qua è solo un esempio delle collezioni che ho fatto perché con tutti i criteri che ho messo dentro, che deve essere biodegradabile, skin friendly, materiali innovativi, deve essere etico, organico, io produco in Italia, faccio il Made in Italy, per questo capisco queste frontiere, perché vivo in Slovenia, però come produzione faccio tutto in Italia, no? E mi posiziono anche in Italia, così per me le frontiere nella mia testa non esistono, perché sempre penso un pianeta, un'umanità, abbiamo tutti la stessa aria e abbiamo tutti la stessa acqua e l'ossigeno e l'acqua sono importanti per sopravvivere. Solo la specie umana fa tutto per distruggere l'ossigeno e l'acqua, che sono gli elementi più importanti per sopravvivere. Ecco, la seconda collezione l'ho dedicata al polpo, si dice? Polpo, sempre dico polpo, non so perché, polpo.
E questo è solo un esempio come noi trasferiamo dall'animale, facciamo i disegni e poi diventano gli abiti. Così c'è sempre questo trasporto dalla natura, dal mondo degli animali sopra gli abiti. Qua si vede la collezione. Questa collezione era la seconda e già avevo dentro i materiali tencel che sono fatti di legno, per esempio, ma però è un processo che è sostenibile perché i chimici non vanno nell'acqua e loro li riusano quando fanno questi tessuti. Poi l'ultima collezione l'ho dedicata alla tigre bianca. In questa collezione ho messo anche dentro pelli di olive, che vuol dire i materiali fatti di alghe. Così ogni stagione metto un materiale innovativo perché sono molto attenta alle aziende, come si sviluppano, che innovazioni fanno, perché voglio creare anche un brand biodegradabile. Non è il 100% biodegradabile ancora perché non esistono ancora questi materiali per avere proprio tutta la collezione così, però si va in questa via, che vuol dire o nella moda c'è due vie, no? O fai l'economia circolare o fai o lavori con i materiali biodegradabili o puoi mischiare, non c'è problema. Io ho deciso di andare nella via biodegradabile perché ancora non abbiamo controllo cosa succede con gli abiti quando li butti via, no? Perché ancora si ricicla troppo poco. Perché si ricicla troppo poco? Perché è caro. Perché se vuoi ricevere un materiale riciclato, tutti pensano che i materiali riciclati sono meno costosi. Non è vero, perché vi serve più lavoro per riciclarli, è una fase in mezzo. Per questo i materiali riciclati sono più cari dei materiali fatti con la stessa fibra di petrolio, no? Qua è un esempio, questa è la pelle di olive ed è biodegradabile perché la percentuale che mette insieme il materiale è minima di poliuretano, così il 90% si biodegrada. E qua sono anche esempi dell'ultima collezione dove ho usato cotoni organici, tencel, che vuol dire fatti con sete di legno, come ho detto anche pelle di ananas, le cinture sono fatte con le pelle di ananas e sono biodegradabili, tutti i bottoni sono vegetali, così sto attenta a ogni parte dell'abito che quando lo butti via si fa il minimo impatto sull'ambiente. Collaborazioni, molto importante è collaborare o con gli altri, perché se vogliamo veramente cambiare il processo dell'industria si deve tanto collaborare, ma anche con gli influencer, con persone importanti. Per esempio, questa è una collaborazione che ho fatto con Anna Roche, che è una fra le cuoche migliori al mondo, e ho vestito tutto il personale con abiti organici. Poi da qua abbiamo fatto anche le tovaglie con cotone organico. È un'altra collaborazione che l'ho fatta in un altro mondo che è il mondo del calcio. Ho collaborato con Jan Oblak, che è uno fra i portieri migliori e gioca per Atletico de Madrid. Abbiamo fatto una piccola collezione come un gift box, ma tutto sostenibile per i suoi tifosi. E qua ogni anno faccio un abito anche che è un couture. Questa è per esempio la prima pelle vegana che l'ha fatta una compagnia di Bolzano, Frumat, ed è fatta con le mele, con gli scarti di mele. Questo è tutto è pelle di ananas, apple skin si chiama.
Poi qua anche ho lavorato con una compagnia di Como, abbiamo fatto questa gonna con la seta organica e il cotone organico, perché prima di andare in Benedetti Life avevo un brand dove ho usato anche materiali, lane organiche, sete organiche, però poi ho anche innalzato i criteri e per questo sono poi diventata anche un animal free brand. Qua c'è un esempio che abbiamo fatto tutto questo abito con le bottiglie di plastica vecchie. Come vedete, ogni paillette è stata tagliata a mano e cucita a mano. Perché ancora le paillette sostenibili a quel tempo non esistevano, adesso già le trovate sul mercato. E poi un po' per finire, questo è l'abito che l'ho fatto per Maggie May Baird, è la mamma di Billie Eilish, ed è stato 2 anni fa, no, per gli Oscars, quando Billie Eilish ha ricevuto l'Oscar per il film per la musica di James Bond. Ecco, e qua ci sono anche un po' i miei dati, così potete vedere il mio Instagram o potete scrivermi per qualsiasi domanda. Grazie. Grazie infinita Matteo Benedetti. Ci pare di capire che la sfida più difficile è quella con se stessi, la tentazione di cedere alla moda facile. Sì. E mantenere invece l'intento etico veramente fino in fondo non è cosa da nella poco. Sostenibilità è solo la sfida con se stessi, perché si testa la tua onestà. Capito? Ovviamente studentesse e studenti possono fare domande ai relatori se lo vogliono alzando la manina. Io già mi immagino che la domanda più frequente è: ma dove lo posso comprare? Dove li posso comprare i vestiti di Matteo Benedetti? Sul mio sito per adesso www.benedetti.com. Potete vederli anche. Con prezzo speciale per gli studenti di relazioni pubbliche e di comunicazione integrata, giusto? Grandi sconti, Perfetto. Ma non lo so se è sostenibile. Vediamo. Grazie infinite Matteo Benedetti, dalla moda di lusso, dalla fashion di lusso ai vini di altissima qualità. Lorenzo, a te il microfono. A me i vini. Beh, insomma, devo dire che intanto l'esperienza di Matteo è assolutamente molto interessante, fra l'altro anche per il mio settore, quindi dopo ti chiederò qualche informazione in più. Noi dobbiamo rilanciare, insomma, con sostanza e quindi anche con una storia di sostanza e anche con dei vini di sostanza. Insomma, i vini, sappiamo che fortunatamente siamo in una zona dove si producono ottimi vini e abbiamo una testimonianza adesso del Robert Princic, che ci parlerà della sua realtà. A me, quando ho conosciuto Robert nei giorni scorsi, abbiamo fatto una chiacchierata, mi ha colpito molto alcuni passaggi nello specifico, cioè il fatto che l'azienda sia stata iniziata da suo nonno nel 1947, quindi in un periodo proprio al quale abbiamo fatto riferimento anche prima, in un periodo storico molto particolare. E poi lascerò a te raccontare nello specifico anche quali erano le difficoltà proprio sia nel 1947 e poi successivamente quando c'è stato un, tra virgolette, passaggio generazionale di quelli vecchio stile. E poi bellissima comunque anche tutta la storia che mi ha raccontato poi, il fatto di come si è formato per essere in grado di affrontare poi le sfide che l'avrebbero visto protagonista e nel 2008 poi partire con un progetto assolutamente molto stimolante e che è direi perfettamente in linea con quello che ci siamo detti finora a proposito proprio di confini e di
quella che è la valorizzazione dei confini e della diversità piuttosto che invece i confini che di solito dividono. Lascio a te la parola, Robert. Grazie intanto, grazie Lorenzo, grazie a Renata di avermi dato la possibilità, insieme al professor Marangon, di raccontare un po' la mia storia in questo contesto, insomma. Quindi un contesto che mi onora letteralmente. Beh, diciamo che potrei raccontare una storia di sostenibilità, ma quella la lasciamo alla fine, è una storia anche di confine, o comunque la mia realtà è la storia della mia famiglia. Produciamo vino, quindi produciamo qualcosa che in qualche modo allieta le giornate, le serate, insomma, alla fine di tutti noi. Produciamo qualcosa che anche in qualche modo è arte e cultura. In fin dei conti produrre vino è un po' stare in mezzo alla natura, vedere, vivere la natura per arrivare poi ad un risultato. Chiaramente con l'azione dell'uomo, perché di per sé l'arte è anche l'azione dell'uomo, quindi il trasformare, prima il piantare la vite, poi coltivarla, poi riuscire a produrre l'uva, poi in qualche modo trasformarla per farla diventare una bevanda nobile in qualche modo, insomma. Questa è un po' la mia storia ed è questo che mi ha trasmesso la mia famiglia. La mia famiglia in un'ottica di confine, visto che parliamo di confine. Sì, 47 è stata una data, 1947 è una data importante, insomma, perché comunque l'azienda non è che nasce nel 47, ma in qualche modo il 47 rappresenta un momento storico che mi ha fatto riflettere, insomma. Mi ha fatto riflettere perché mi è stato raccontato dai miei genitori, giustamente. Mio nonno ha fatto vino, mio nonno era mezzadro, in un contesto comunque piuttosto complesso, perché era un contesto di grandi miserie, la zona di confine, la zona, diciamo, il nord-est dell'Italia, in questo momento, parte dell'Italia, in quegli anni lì, prima ancora Austria, era chiaramente caratterizzata dalle famiglie nobili che avevano il potere, la ricchezza, dalle famiglie, dalla Chiesa anche che deteneva diverse proprietà. La maggior parte dei contadini erano poi coloro che lavoravano queste terre e quindi in qualche modo sopravvivevano, insomma. Mio nonno quindi ad un certo punto si distacca dal nobile in questione, che era il Teufenbach, che era proprietario poi di Giasbana, San Floriano, di Cerò, di diverse proprietà. Si distacca e cerca di crearsi una sua vita, insomma, in una piccolissima proprietà, perché era una proprietà di 2 ettari, insomma. Mio padre poi ricomincia in qualche modo, anche se mio nonno inizialmente l'ha tenuto lontano da questa sua avventura, perché chiaramente si rendeva conto che era difficile letteralmente sbarcare il lunario, era sopravvivenza in questo momento. Mio nonno ad un certo punto manca, mio padre prende in mano l'azienda chiaramente era molto piccola in quel momento, però passione per la vita, passione per il vino, passione per l'agricoltura e quindi anche sostenibilità, insomma, anche una situazione storica diversa, con complessità diverse. Decide di continuare questo percorso. L'azienda cresce, produciamo sì vino, ma non abbiamo la nostra bottiglia. Nel 97 incomincio, parto con la mia prima bottiglia, nel 95 finisco in enologia, mio padre semplicemente quando lo chiamo per dirgli ho finito, mi sono diplomato, mi dice vieni a casa che c'è da lavorare, perché il contesto era questo, insomma, quindi non come è andata, ma vieni a casa che c'è da lavorare. Passaggio generazionale. Direi di sì, piuttosto importante, ma secondo me anche molto costruttivo, perché comunque dà responsabilità. A 20 anni io praticamente mi ritrovo la mia azienda, mi ritrovo la mia partita IVA, credetemi, mi è capitato di non aver dormito qualche notte, perché logicamente avevo delle responsabilità nei confronti chiaramente di altri che stavano attorno a me, ma in primis dei miei. L'azienda è cresciuta, siamo partiti quella volta da 10 ettari di vigneti, oggi lavoriamo oltre 40 ettari, quindi c'è stata sicuramente un'evoluzione piuttosto importante. Diciamo che mi ritengo e mi sento un produttore di confine, un produttore di un territorio che comunque che è unico in qualche modo e va raccontato questo territorio, va spiegato questo territorio. Faccio un passo avanti, però poi per tornare anche in qualche modo indietro, visto che comunque il tema è il confine, è anche la storia di Cinefinis. Cinefinis cos'è? Cinefinis è una delle mie tappe, letteralmente, uno dei momenti storici che comunque hanno caratterizzato la mia esperienza. Cinefinis nasce quando? Cinefinis nasce esattamente nel 2008, nasce da un percorso di studio, la voglia di approfondire, diciamo, il vino non soltanto sotto il profilo tecnico ma anche sotto il profilo manageriale, dalla voglia di iniziare a ricominciare a studiare in qualche modo nel 2006 quando mi iscrivo ad un master in wine business a Trieste al MIB. Lì conosco il mio socio, quindi qua parliamo veramente di confine, di un
qualcosa di unico. Conosco il mio socio che in realtà non lo conoscevo fino a quel momento, mia stessa classe, anche lui del 75, entrambi appassionati di vino, perché entrambi comunque volevamo approfondire in qualche modo, ma avevamo questa passione. Chiaramente ci si conosce, ci si frequenta e si parla del tema vino. Finiamo questo master e alla fine del master abbiamo dovuto, diciamo che era una delle parti, progettare un vino. Abbiamo deciso di progettare questo vino insieme. E qua il concetto della frontiera, della contraddizione, di quello che ci separava prima, di quello che in qualche modo ci ha riunito. Faccio sempre questo esempio. Il mio socio abita a Coisco, io abito a Giasbana. In realtà fra Coisco e Giasbana ci sono circa 20 case sulla sinistra e 20 case sulla destra, saranno 25, ma il concetto è, fossimo a New York ci sarebbero almeno 300.000, 400.000, 1 milione di abitanti in quelle 25 case, in quei 20 chilometri, 5 chilometri. Invece da noi ci sono 20 famiglie, non ci si conosceva, sembra una cosa paradossale, è quasi impossibile non conoscere 20 case più in là in un paese chi abita, così succedeva insomma. E questo qua è il punto dal quale siamo partiti in qualche modo per creare questo vino, che non sia, che nasca da questa collaborazione, un vino fatto insieme, non un vino propriamente made in Italy, non un vino propriamente made in Slovenia, ma che nasce da questa collaborazione, un vino fatto insieme, un vino orgoglioso di essere fatto in Comunità Europea, quindi un vino che va oltre, che scavalca il confine, che distrugge questa logica di confine che in qualche modo abbiamo vissuto fino a qualche momento prima, insomma. Un esempio, mi ricordo proprio durante questo master, perché in realtà la barriera vera e propria, il confine vero e proprio è stato tolto nel 2007, noi abbiamo iniziato nel 2006 e avevamo una riunione, una cena, qualcosa insomma, e il mio socio Mattias Ceturtic decise di parcheggiare la macchina fra un valico e l'altro. Siamo tornati dopo le 7, perché siamo tornati verso le 8:30, 9 a casa, dovevo riportarlo proprio sul confine affinché riprendesse la macchina, si è ritrovato con la macchina bloccata, non poteva uscire perché era chiuso da una parte e chiuso dall'altra. Questa era la cosa che volevamo in qualche modo smontare, distruggere insomma. E siamo partiti con questa idea, quindi io faccio una parte di vino, una parte di base spumante, il mio socio fa un'altra parte di base spumante, e da là l'idea di assemblare i due vini che non sono più, come dicevo prima, made in Italy o made in Slovenia, ma made in European Community. L'abbiamo battezzato Cinefinis. Cinefinis sta per senza fine, senza confine, questo era il concetto che volevamo portare avanti. Da subito, logicamente, abbiamo cercato anche di raccontare questa nostra storia, questo nostro progetto, insomma, che al di là di un prodotto di qualità era anche un qualcosa di innovativo in qualche modo, no? Perché andava anche oltre un concetto di denominazione forse, però conservando, comunque avendo come focus primario la Comunità Europea, l'Europa. Abbiamo raccontato da subito i due ambasciatori, a suo tempo c'era Pietro Marchi a Ljubljana e Mirošić a Roma, hanno sposato da subito la causa e uno dei due ha definito un po' il nostro progetto, la nostra idea, una best practice di quello che dovrebbe essere la collaborazione sul confine, quindi siamo stati in qualche modo Gorizia, Nova Gorica, diciamo un po' prima di Gorizia, Nova Gorica, insomma, quindi con questa nostra idea, ripeto, del 2008. Da subito chiaramente i due ambasciatori sposano la nostra causa e ci danno modo di presentare il vino ufficialmente con la presenza dei due Presidenti della Repubblica. Una cosa, credetemi, che non succede spesso. Normalmente quando faccio un vino nuovo lo presento a degli amici, a dei clienti, a degli appassionati, a dei giornalisti, ma non ai presidenti, insomma, normalmente. Infatti il vino poi è stato riutilizzato anche da Mattarella e Pachor durante altri incontri e comunque è entrato anche nelle carte del Quirinale, quindi grande soddisfazione in questo senso, indubbiamente. Di base è una partenza, poi abbiamo tante idee per il futuro, proprio in ottica di Cinefinis, quello di cercare di capire un po' quello che è la storia di molte realtà in giro per l'Europa, probabilmente, perché è una cosa che chiaramente l'appassionato forse la conosce un po' meglio, ma ci sono tante aree tagliate dai confini, tante aree, tante denominazioni tagliate dai confini, c'è il Collio, il Brda, c'è il Carso, il Kraskis, ci sono vicine, ma ci sono anche altre aree fra Slovenia e Austria, lo Steiermark e la Steierska, fra Ungheria e Austria, fra Croazia e Slovenia, fra Lussemburgo e Belgio, producono vino anche lì, e anche lì c'è una piccola denominazione, ma fra Germania e Francia, quindi è curioso questo concetto, no? Che va oltre la classica denominazione, che però vuole parlare in qualche modo di vini europei, insomma, ed è un progetto futuro
ne parleremo insomma fra un po'. Sicuramente un progetto molto interessante, poi a me ha colpito molto la passione che ci metti proprio in quello che fai, perché insomma, me l'hai trasmessa anche solo al telefono, adesso ho avuto modo anche di sentire dal vivo, ancora più interessante. C'era un aspetto che mi dicevi che è un po' una contraddizione rispetto a quello che è da una parte la formazione delle persone, come si va avanti, ci si comunica. In teoria è più facile comunicare sempre di più all'interno dell'Europa e in realtà poi ti ritrovi in una situazione un po' diversa quando si parla del confine dove operi. Sì, beh, questa è un'esperienza, insomma, che in qualche modo, dal mio punto di vista, dovrebbe far riflettere, va oltre un concetto di produzione del vino, ma va proprio in un'ottica sempre di confine, di contraddizione, ma nel contempo anche di, come dire, di opportunità o forse di voler crescere e creare qualcosa insieme, insomma. Quando dico insieme dico fra stati, fra popolazioni, fra lingue diverse, insomma. È un'esperienza che in qualche modo ho vissuto proprio in prima persona e che poi mi ha fatto riflettere. Per dire, fino a qualche anno fa, tendenzialmente nella parte italiana difficilmente le famiglie mandavano i figli nelle scuole slovene o scuole bilingui, insomma, no? Ma nel contempo nella parte slovena, quindi oltre confine, tendenzialmente tutti i ragazzi parlavano l'italiano, perché guardando semplicemente la televisione, guardando i cartoni animati da piccoli o comunque perché era così, perché era più facile, perché c'era più ricchezza sulle reti italiane, insomma, no? Oggi sta succedendo paradossalmente l'opposto, quindi le famiglie italiane mandano i figli nelle scuole bilingui, il che è una grandissima cosa ed è giustissima assolutamente, ma dall'altra parte del confine i ragazzi giovani, parlo di 18 anni, 20 anni, 17 anni, e mi è successo, ripeto, proprio con dei miei collaboratori, non parlano più l'italiano. Mi è capitato in cantina dove avevo un ragazzo sloveno che parlava con un altro mio collaboratore in inglese. Per carità, bellissimo, fondamentale, anzi, cioè, ritengo che l'inglese sia comunque la lingua a cappello, diciamo, di tutto ed è importantissimo saperla perché comunque è un po' il futuro, però mantenere e conservare le lingue, diciamo, proprie, insomma, la propria cultura, ma nel contempo anche capire la cultura di confine, la contaminazione effettivamente è una cosa estremamente importante, specialmente su questi territori qua, che sia fra Italia e Slovenia, ma che sia fra Italia e Austria o comunque nell'ambito di tutto quello che è la Comunità Europea, sempre, ripeto, in un'ottica proprio di frontiera, di contraddizione e del voler creare qualcosa insieme e costruire qualcosa insieme, costruire qualcosa di europeo, insomma, insieme. Questo secondo me è fondamentale. Bene, ti ringrazio per questa bella carrellata e passaggio, insomma, in diversi momenti anche della storia. E noi i vini dove li troviamo? Ecco. Basta cercarli sicuramente, insomma. No, in vari ristoranti o comunque nelle varie enoteche. Sì, aspetta, qua sicuramente a Gorizia in vari punti, insomma, però anche in giro per il mondo, insomma. Viviamo chiaramente, anche lì è un contesto così, è ancora una battuta, no? Si dice sostenibilità, permetto, ci tengo tantissimo ed è una cosa sulla quale spingiamo tanto, la scelta di passare al biologico nel 2008, la scelta di riportare le api nei vigneti e tante altre piccole cose che si fanno quotidianamente. Il concetto del tapis roulant mi è piaciuto tantissimo prima, perché di per sé in realtà essere sostenibili significa continuare a muoversi, non stare fermi, perché bisogna sempre innovare. Però nel contempo, insomma, nel nostro caso, il concetto della globalizzazione certe volte suona strano, non sempre piace, però di per sé per me è un concetto molto bello, perché il potersi muovere, il potersi spostare in giro per il mondo, nel nostro caso il poter anche portare il vino in giro per il mondo, raccontare il vino in altre parti del mondo è un qualcosa di molto bello, raccontarlo ad altre culture, ad altre persone è fondamentale, quindi di per sé il vino in realtà lo si trova in tante parti in giro per il mondo, oltre che a Gorizia, insomma, questo è indubbio. Grazie di nuovo. Grazie molte a Matteo Benedetti e a Robert Princic. Ci vediamo poi dopo, mentre chiamiamo i prossimi due casi e quindi invito sul palco Chiara Isadora Artico e Francesca Visintin che ci racconteranno appunto
due casi molto diversi tra di loro, ma che in qualche modo ancora una volta riportano al verde isonzo di Go 2025. Chiara Isadora Artico, che è presidente di Io Deposito, ma molte altre cose, consigliera Consiglio Generale Assindustria Veneto Centro, si può dire sì, tutto quanto, amministratrice delegata di Current Corporate e Project Manager di Go 2025, ci racconta e presenta il progetto Beside River, dove River è ancora appunto Isonzo, è un progetto che ci conduce nel mondo dell'arte contemporanea. Come vedete questa mattina non ci facciamo mancare veramente nulla di veramente bello. Arte contemporanea io direi diffusa, perché è una mostra spalmata sul territorio, ma anche un po' migrante sul territorio locale, con l'intento anche di collegare e far crescere questo territorio, principalmente isontino, ma non solo. E oltre a questo, che ora Chiara Isadora ce la racconta, c'è anche l'aspetto della formazione della didattica, o meglio della consapevolezza, quindi mettere accanto all'arte anche una missione di ricerca, di conoscenza, di documentazione del territorio, che si accompagna necessariamente sempre alla crescita appunto del territorio. Mi taccio e lascio il microfono a Chiara Isadora Artico. Prego. Grazie della generosa introduzione e dell'invito. È un piacere essere qua oggi a raccontarvi questo progetto. Se siete d'accordo, utilizzerei l'ultima parte dell'intervento per arrivare un po' al tema anche delle imprese, visto che il progetto è un progetto artistico di arte contemporanea, anche di grido, potremmo dire, che però ha avuto e ha cominciato ad avere negli ultimi anni anche un impatto sul tema delle imprese, che quindi andrei a sviluppare poi nell'ultima parte dell'intervento. Dunque, intanto il progetto Beside, che prendiamo a contenitore di tutta una serie di attività artistiche e culturali del nostro ente, che è un ETS, si chiama Io Deposito, nasce una decina di anni fa su impulso, bisogna dirlo, del centenario della Prima Guerra Mondiale. Tante volte i centenari o comunque queste ricorrenze un po' anche ci stufano, altre volte danno là per la creazione di qualcosa, ed è quello che è successo a noi. In particolare abbiamo cominciato a pensare ad un progetto nato proprio dall'esperienza dei nostri collaboratori che abitano questo territorio, che ad oggi sono circa una quindicina, e che sentivano l'esigenza di analizzare, potremmo dire, o rendere più visibili attraverso lo spettro dell'arte contemporanea, che è molto potente, ha una capacità di significazione veramente elevata sia a livello sociale, quindi nella fruizione collettiva, che a livello individuale, di rendere visibili dei lati B, potremmo dire. Intanto di questo evento storico drammatico che ha investito il territorio con una forza dirompente, che è stato il primo conflitto mondiale, e poi anche sviluppando negli anni le nostre attività siamo arrivati a toccare tutto il Novecento, e addirittura siamo anche scesi temporalmente fino alla scoperta delle Americhe, possiamo dire. Quindi come andando a rintracciare dei processi che sono successi nel passato ma che hanno un impatto molto chiaro nel presente, e che quindi vale la pena riuscire a visualizzare. Dico visualizzare perché uno degli aspetti del lavoro è proprio quello di cercare dei linguaggi che possano interessare le nuove generazioni. Immaginatevi che quando ho fondato Io Deposito avevo 21 anni, adesso siamo ben donde, però ho sempre avuto l'opportunità di vedere come sia difficile certe volte portare certi temi, anche per le modalità con cui spesso vengono discussi in situazioni pubbliche, collettive, collegiali, e quindi l'arte in questo caso diventa un veicolo importantissimo. Nelle varie edizioni, vedete alcune locandine, il tema ha preso, diciamo, delle strade differenti. Beside World 7, per esempio, è un progetto che so che qualcuno qua conosce molto bene, ha avuto come tema esattamente quello dell'IMES e delle invasioni, proprio ricollegandosi a un passato veramente remoto, ma che ancora in un qualche modo ha una coazione a ripetere, e che è tornato fino all'altro ieri. L'edizione del 2021 Beside River è stata un'edizione incredibilmente ricca, che ha visto la partecipazione di 10 artisti in residenza sul tema del confine fluviale rappresentato dal fiume Isonzo.
e quindi tutti i progetti artistici sviluppati hanno avuto questo tema, toccando poi, giungendo a degli esiti molto diversi l'uno dall'altro, poi vi farò qualche esempio. E negli ultimi anni abbiamo anche gemmato B-Side Peripheral Memories, negli ultimi anni intendo dire 5 o 6, ed è un contenitore che adatta questi temi e li porta poi nel settore, anche se vogliamo, della storia industriale e delle imprese, ed è poi ciò con cui concluderemo l'intervento. Mentre mostro qualche immagine, non ho pretesa di raccontarvi tutti i casi che vedrete, le immagini servono anche un po' per suggestionare. Possiamo dire questo: abbiamo cominciato interrogando la comunità artistica internazionale. Noi abbiamo un network di collaborazioni piuttosto intense in circa 40 paesi del mondo e abbiamo deciso di consultare gli artisti di tutto il mondo, lanciando delle call, chiedendo loro: c'è qualcuno che sta lavorando su questi temi e quali sono esattamente i temi? Una visione divergente del processo storico, una visione che contempli più punti di vista, che abbia una multivocalità, una polifocalità. E si sono candidati qualcosa come 300 artisti che stavano lavorando su questi temi, provenienti da 55 paesi del mondo, nessun continente escluso. Abbiamo lavorato di selezione e a partire da questo primo gruppo abbiamo cominciato a costituire un vivaio che oggi ha 200 artisti in 55 paesi con i quali collaboriamo stabilmente, quindi li conosciamo, sappiamo cosa fanno, sappiamo che hanno una capacità incredibile di relazionarsi con contesti diversi dal loro contesto di provenienza, agganciandosi proprio agli aspetti di comunanza, e con loro continuiamo il nostro lavoro anche con le aziende. Gli artisti ci hanno dato un'idea di sottotemi ai quali sono interessati, e il tema del confine come contraddizione è assolutamente uno dei più pregnanti e di quelli che sono emersi con più forza. In particolare è emerso il fatto che il confine è un luogo, esiste un centro e una periferia nella visione degli artisti, un po' dappertutto, anche nelle nostre cellule. Ogni organismo ha un centro, una periferia, però se nell'organismo biologico il centro e la periferia stanno in un processo di feedback continuo, non è proprio quello che succede nel caso, ad esempio, di uno Stato che ha un'identità nazionale che viene spesso coltivata e sentita molto di più nelle aree centrali. Esiste un'identità anche di confine che fa intendere il confine come luogo del contraddittorio, anche storico, che è una delle cose più difficili per la mente umana da accettare e da tenere, ecco, e da interpretare, ma è anche un luogo di rinegoziabilità dell'identità. E quindi sulla base di questo concetto di fluidità, esatto, esattamente come il nostro isonzo è un confine fluido, è fluida anche l'identità che sta sul luogo di confine. È una fluidità che si guadagna in modo non esente da dolori, no? Ecco, cioè il passato è doloroso spesso nelle aree di confine. Questo ci dice almeno la storia, quella industriale, ma anche non solo. E gli artisti hanno immediatamente colto la palla al balzo per lavorare su questi temi. Vediamo qualcosina. Ecco, questa ad esempio è una rappresentazione del movimento del nostro confine, che è stata fatta da un artista vietnamita in residenza sul nostro territorio, qui in Lam. Ha lavorato attraverso un processo di cui vi posso raccontare qualcosa, che è il tipico processo con il quale organizziamo la presenza degli artisti sul territorio, quindi attraverso le residenze. Le residenze hanno un particolare modo di procedere. Come funzionano? Intanto bisogna selezionare gli artisti giusti, ossia quelli che sono capaci di confrontarsi e di tenere un po' aperte le maglie del loro operato all'esperienza locale. Quindi gli artisti, ognuno crea a modo suo, ciascun artista ha la sua pratica, non sto dicendo ce ne siano di migliori o di peggiori, dico che in questo caso, volendo fare un lavoro che ha dei forti impatti e un forte coinvolgimento della comunità locale, tendiamo a selezionare, a vedere che riesce molto bene il lavoro quando gli artisti sono in un qualche modo capaci di tenere le maglie della loro creatività un po' aperta, quindi arrivano magari con un concept, ma non arrivano con un'idea già predeterminata dell'opera d'arte che andranno a creare in residenza. Quest'idea si determina attraverso una relazione con la comunità. La residenza deve essere sostenibile per l'artista prima di tutto. L'Unione Europea ci ha abituati a questo sistema delle residenze. Io non so se voi lo conoscete, se abbiate dimestichezza. Comunque la residenza, che è qualcosa che risale ai tempi degli impressionisti, significa che l'artista esce da quello che è il suo ambiente di riferimento, va a conoscere un altro ambiente immergendosi in questa realtà per un periodo di tempo. Ci siamo accorti che se questo periodo di tempo è molto lungo, 2 mesi, 6 mesi,
richiede all'artista uno sforzo incredibile, perché sembra che in questo momento storico gli artisti possano essere pagati solo attraverso questo sistema di residenze. È molto difficile riconoscere nella quotidianità un pagamento agli artisti e ai creativi, e anche questa è una sfida, intendo dire, no? Del nostro territorio in questo momento. Però questa residenza diventa anche insostenibile per l'artista se è troppo lunga, se gli richiede in un qualche modo di abbandonare casa sua per un periodo di tempo così lungo per cui deve disdire un affitto, movimentare uno studio che magari è pieno di opere d'arte. Per cui noi ragioniamo sul tema delle residenze proprio insieme agli artisti. C'è chi ci dice noi vogliamo stare un mese, perché a noi serve, a me serve questo, io artista di un certo tipo ho bisogno di un mese sul territorio, va bene, ci organizziamo. C'è chi dice io ho 2 figli piccoli, sono un'artista, donna, madre, so che il mio impulso creativo di solito è piuttosto intuitivo, io penso che stando una settimana, tornando a casa e poi magari creando anche diciamo nel mio studio, mettendo insieme i pezzi del racconto nel mio studio e poi tornando un'altra volta, riesco a fare comunque un processo ben fatto. Va bene? Allora anche in questo supportiamo, soprattutto nel caso delle artiste donne e madri, supportiamo anche la presenza della famiglia sul territorio, perché ecco, uno dei mestieri più insostenibili del mondo è quello dell'artista in questo momento, quindi bisogna un po' contribuire insomma a creare le condizioni per cui non vi siano esclusioni ecco, di questo tipo. Quando arrivano sul territorio gli artisti hanno già un'agenda di appuntamenti e quindi un'agenda di ricerca, che di solito noi coltiviamo a più voci e in un modo transfrontaliero. In particolare ci segue uno storico del centro di Koper che proprio fornisce agli artisti quel supporto in materia storica che è molto difficile possano trovare da soli, studiando sui libri, o che noi stessi si possa dare un supporto così specialistico. Quindi nel momento in cui gli artisti arrivano sul territorio hanno già avuto un momento di ricerca molto approfondito e sul territorio gli viene richiesto di confrontarsi con la popolazione in una serie di attività che noi organizziamo, nella nostra rete di atelier creativi nelle scuole, che sono circa una dozzina ad oggi nelle scuole dell'Isontino. Chiediamo di incontrare il pubblico, di raccogliere testimonianze orali, di creare dei momenti di ricerca collettiva insieme ai cittadini negli archivi locali. Ed è così che l'opera d'arte che creeranno comincia a nutrirsi di quella che è la storia locale. In certi casi, ne mostro uno, eccolo qua, questo immaginatevi qua siamo ad Oslavia, questo progetto in particolare lavorava sul tema dei cancelli d'ingresso delle invasioni, quindi l'artista ha fatto un lavoro su questo, sui varchi, no? Che hanno consentito le invasioni nel territorio, e quest'opera, i pali sono stati piantati dalla comunità locale insieme all'artista, quindi addirittura il sindaco è venuto quel giorno a piantumare i pali per dire che l'artista diventa il collettore di una comunità tramite la creazione di un'opera d'arte che può avere al suo interno elementi partecipativi di varia natura, dal DNA storico delle ricerche fino poi alla creazione vera e propria dell'opera d'arte. Questa è un'altra artista, Haltum Yildirim, turca. In questo caso la sua opera in cosa è consistita? Ha camminato per 20 km lungo l'Isonzo, bussando alle porte e chiedendo alle persone di riempire un pochino della sua bottiglia d'acqua. Ovviamente alla fine della residenza aveva numerose bottiglie d'acqua che erano state riempite, ma con questo espediente di bussare e chiedere in prestito un po' d'acqua raccoglieva le memorie delle persone con cui veniva in contatto da una parte all'altra del confine. Il tutto è finito in una performance finale nella quale tutta quest'acqua raccolta è stata restituita al fiume Isonzo. Oggi si può vedere un documentario d'autore su questo lavoro. Quindi non parliamo solo di opere materiche o di land art, che effettivamente sono state tante e sono diffuse sul territorio, ma di opere di qualsiasi genere, e diamo precedenza non tanto al corpo materico dell'opera quanto al concetto che c'è. Ad oggi sono state create 80 opere circa, quindi uno dei primi impatti di questa operazione è stato il fatto che si è costituita una collezione. La collezione oggi è stata peritata e ufficialmente registrata al tribunale, quindi il prossimo passo secondo noi è la museografia, ecco, vedremo nei prossimi anni come si evolve. Manza Bajec, ad esempio, un'artista slovena, ha trovato il diario della sua prozia che è stata internata ad Auschwitz. Ha creato questa installazione sonora per cui questi palloncini parlano. In ciascun palloncino c'è una voce di una testimonianza, la prima è quella della zia, le altre testimonianze sono quelle di persone con le quali durante il processo di residenza ha parlato e di cui ha raccolto le memorie orali.
La sensazione quando si entra in questo giardino, sia esso allestito all'interno o all'esterno, è una forte sensazione di polifonia, cioè più voci della storia che ci arrivano, e se invece ci si avvicina al singolo palloncino si ascolta la testimonianza. Ecco, quindi questo per riportare alcuni casi. Sulla questione, ecco scusatemi un ultimo, questo è il triplice confine perché ci spingiamo fino a Cave del Predil, dove c'è il triplice confine anche con l'Austria. Questo è un albero a gomiti, quindi è il motore di una barca, di un'imbarcazione, adattato ad uso artistico. È una installazione cinetica che sposta e continua a rimescolare la terra proveniente dai 3 cantoni vicino al confine, quindi rendendo immediatamente visibile anche questo aspetto di mescolanza linguistica e culturale, e questa creata da Alice Mestriener e Ahad Moslemi, quindi un duo italo-iraniano. Rispetto al tema delle aziende, che è molto importante, abbiamo cominciato negli anni a naturalmente coinvolgere le aziende, quindi è stato un movimento che è venuto dalle aziende ma anche da noi, e abbiamo cominciato a riflettere insieme a loro applicando queste stesse metodologie al sostrato aziendale sul tema della storia industriale, che, come è stato sottolineato in precedenza oggi in questa giornata, è una storia fatta anche di disinvestimento, legata a doppio filo con quella militare, quindi del confine. E con le aziende immaginatevi che lavoriamo in un modo piuttosto simile, più o meno come lavoriamo con le comunità, quindi viene svolta una residenza d'artista, vengono organizzate una serie di attività di raccolta della memoria storica dell'azienda, anche delle attività di workshop, colazioni, pause pranzo, workshop con gli artisti a coinvolgimento dei dipendenti, e in questo modo l'artista ridisegna, possiamo dire, o comunque rende più visibili quei legami che ci sono tra l'azienda e il territorio. Quindi questo prima era un binomio, arte, territorio di confine, adesso è diventato un triangolo, cioè si è creata questa polarità. Uno di questi progetti, tra l'altro, è stato presentato anche in OCR Talk di Anima Impresa, quindi diciamo, speriamo poi di riuscire a continuare a collaborare anche con le aziende che fanno parte, che sono assolutamente tra quelle più evolute del nostro panorama. Un ultimo effetto che rilevo, sempre collegandomi ai precedenti relatori, è il benessere. Questa attività la monitoriamo con un complesso sistema di monitoraggio. Il benessere creato nei partecipanti, siano essi all'interno delle imprese partecipanti o all'esterno, quindi cittadini, è circa del 76%. L'80% delle persone hanno migliorato la loro percezione del contesto territoriale di riferimento, venendo a contatto con questo tipo di attività. Quindi la presenza degli artisti, che muove un qualcosa di veramente profondo, è riuscita a creare questo. L'86%, questo è l'ultimo dato, delle persone che invece hanno preso parte indirettamente all'attività, quindi magari hanno visitato la mostra finale, magari hanno preso parte solo ad un talk di restituzione con l'artista, 86% ha percepito in modo migliorativo le aziende che hanno partecipato. Di queste aziende c'è da dire solo un grande gruppo da 1,5 miliardi di fatturato ha preso parte, le altre sono aziende medie e piccole che però hanno a maggior ragione, diciamo, bisogno di un rapporto con un territorio che li riconosca e che gli dia una sorta di licenza ad operare, e in questo senso l'86% è un dato veramente importante. Non so se questi dati bastino a supportare l'idea di una sostenibilità che l'approccio arte-business ha sul territorio, però mi sembra che se non altro introducano questa possibilità. Grazie. Grazie molte a Chiara Artico. Mi viene da pensare, ma non è una domanda, magari ci pensiamo poi, oltre a un effetto di benessere, di impatto su, sì, probabilmente benessere ambientale, benessere sociale condiviso, c'è stato anche un effetto di commitment del territorio in qualche modo, quindi di partecipazione, coinvolgimento, dedizione, di consapevolezza, ecco. Sì, la risposta è sì. Sì, ecco, al momento diciamo che il progetto coinvolge ogni anno circa 5-6 mila persone come visitatori finali di mostre e di attività che possono essere di workshop e di talk. Sono sull'ordine delle centinaia di persone quelle che vengono coinvolte nei laboratori, quindi nella creazione vera e propria delle opere d'arte, che sia essa, diciamo, effettuata all'interno o all'esterno delle aziende. In particolare le fasce mettiamo in contratto, perché poi è anche importante far vedere queste cose anche nella contrattualistica, mettiamo in contratto agli artisti il fatto che debbano necessariamente dialogare con il nostro team educativo,
al fine di portare questo lavoro anche al livello delle scuole medie, elementari e soprattutto medie ed elementari, ecco, laddove bisogna utilizzare dei linguaggi che sono ancora meno parlati e molto più pratici per mettere a contatto con queste complesse realtà le persone. Però anche qua siamo sull'ordine dei 400-500 studenti coinvolti direttamente in attività, quindi laboratoriali, dal progetto. Grazie. Ok, allora vado di qua. Va bene, direi che Chiara ci ha dato un assist clamoroso in quello che è il prossimo argomento, perché si continua a parlare di confini e si parla di un'associazione in particolare, che è l'Associazione Rete Italiana Europea Green Belt APS, che io sinceramente non conoscevo. Si sente parlare, sentivo parlare della cortina di ferro, che era un po' quel confine che divideva l'Occidente dal mondo sovietico, e insomma queste, che noi, la nostra generazione, ha vissuto in maniera molto pesante, anche perché nel periodo della guerra fredda di fatto si sentiva questa forte divisione. Non sapevo che ci fosse un corridoio, diciamo così, che teneva separati allora e uniti adesso ben 24 paesi. Quando mi sono confrontato con Francesca relativamente si è parlato di muri, di confini, di quel periodo di fine anni 80, quindi ovviamente si è parlato della caduta del muro di Berlino, e ho detto: sai che io qualche settimana dopo la caduta del muro di Berlino dovevo fare delle consegne di sedie a un'azienda di sedie. Avevo 18 anni, sono andato con mio fratello col camion e siamo andati fino a Berlino. Erano appunto, il muro era stato abbattuto poche settimane prima, e la sensazione di passare dal nostro mondo alla Germania dell'Est e quindi tornare indietro di 40 anni, perché era incredibile come già passando il primo confine ci si trovava a tornare indietro nel tempo, e poi di nuovo dalla Germania dell'Est ripassare a Berlino e vedere che invece si tornava nella normalità di allora. Erano state sensazioni veramente molto forti. Addirittura eravamo andati io e mio fratello proprio dopo aver parcheggiato il camion e aver consegnato, siamo andati a vedere proprio il muro, e c'erano ancora un sacco di ragazzi che portavano via dei sassi, tanto che io ho promesso a Francesca che le avrei fatto vedere questi che sono proprio due sassi presi dal muro di Berlino. Allora non sapevamo quale potesse essere, cioè lo vivevamo quasi come una cosa, vabbè, è caduto il muro, quelle cose che dai quasi per scontato, e in realtà poi ovviamente a distanza di tempo ti rendi conto di quale periodo abbiamo vissuto. La cosa bellissima, emozionante è quando parlandone con Francesca mi ha raccontato qualcosa anche lei di quel muro, però lascio a lei tutto il resto della presentazione. Bene, grazie per questo splendido incipit, per l'invito e soprattutto per le testimonianze dei relatori che mi hanno preceduto, perché veramente sono state emozionanti, almeno per quel che mi riguarda. Ho scoperto quindi di essere tua coetanea, perché se tu avevi 18 anni quando sei andato a Berlino, anch'io ero a Berlino nel 1989, io ero a settembre, e credetemi che nessuno poteva immaginare quello che sarebbe accaduto da lì a 2 mesi, perché non di più di 2 mesi stiamo parlando. Io sono Francesca Visentini, sono la presidente di questa associazione European Green Belt, che adesso vado un po' ad introdurvi. Riprenderò nella mia presentazione diversi passaggi che sono stati toccati dai relatori che mi hanno preceduto, e parto proprio anche con il primo, fornendovi alcune informazioni. Faccio un brevissimo excursus storico. Il Novecento è stato il secolo delle guerre mondiali, la prima guerra mondiale, la seconda, ma tutti scordano di parlare di una guerra più subdola, che è la guerra fredda, e che ha visto proprio nella cortina di ferro di cui parlava prima
prima Lorenzo, un segno che l'ha tracciato proprio sul terreno. Quindi quello è stato un periodo in cui l'Europa e il mondo erano divisi in due blocchi. Il blocco orientale, che gravitava intorno all'Unione Sovietica e che era unito sotto il patto di Varsavia, il blocco occidentale, quindi i paesi dell'Europa occidentale e altri paesi dell'Atlantico settentrionale che erano e che sono ancora uniti sotto questa organizzazione, la NATO. Questo clima ha stimolato la fantasia degli scrittori, dei cineasti, per cui si è visto un po' di tutto e ci sono ancora oggi un sacco di romanzi intorno alle esperienze di James Bond, ma non va dimenticato quello che è stato il periodo della guerra fredda e quello che ha rappresentato la cortina di ferro. Quindi parliamo di aree pesantemente militarizzate con torrette di sorveglianza e filo spinato. E appunto il muro di Berlino. Il muro di Berlino è stato eretto nel corso di una notte, era il 13 agosto del 1961. La gente che casualmente era andata a dormire nei quartieri di Berlino Ovest, che erano quelli che stavano sotto il protettorato inglese, francese ed americano, non potevano più fare ritorno a Berlino Est e viceversa. Quindi intorno a Berlino è stato realizzato un muro che impediva alle persone di passare dalla parte orientale a quella occidentale e viceversa. Questo era il 13 agosto del 1961 e questo è il 9 novembre del 1989, la caduta del muro di Berlino, di fronte alla quale potete vedere gli sguardi attoniti della polizia e della Stasi, che non riusciva veramente a capire quello che stava accadendo, e dall'altra parte gli abitanti di Berlino Ovest, che incuriositi non potevano far altro che riprendere quello che stava accadendo con delle immagini fotografiche. Quindi che cosa è stata la cortina di ferro? Questo tracciato che ha separato il mondo e soprattutto l'Europa in due blocchi. La foto di sinistra riprende quello che era la cortina di ferro nel cuore della Germania, che separava quindi la BRD, Bundesrepublik Deutschland, dalla DDR, Deutsche Demokratische Republik. E adesso vi mostro un'altra foto. Questa foto è stata scattata esattamente nello stesso punto dove è stata scattata la foto che vedete a sinistra, e vi fa capire quello che è il senso della nostra associazione: trasformare quello che era una cesoia, una frattura nel cuore dell'Europa, la cortina di ferro, in un corridoio ecologico. Vedete che quelle aree sono state ripopolate, la natura si è ripresa gli spazi dai quali era stata allontanata. E quindi il senso della European Green Belt Association è esattamente questo: trasformare la cortina di ferro in un corridoio ecologico all'insegna di un motto che abbiamo scelto, che è Border Separate and Nature Unites. Quindi è esattamente, diciamo che siamo calati abbastanza bene, insomma direi bene dal mio punto di vista, nel convegno di questa giornata. Quali sono stati gli eventi prodromici di questa iniziativa? Il primo evento è stato quello del 2002, in occasione di un evento di land art che si è tenuto in prossimità proprio di uno dei valichi tra le due ex Germania nel 2002. All'evento inaugurale organizzato dal Bund, che è una grossa associazione ambientalista tedesca, era stato invitato come ospite d'onore Mikhail Gorbaciov, che era stato presidente dell'ultima URSS. In quell'occasione, vedete, forse riuscite a vedere nel cerchietto verde, ho dato enfasi a una figura, il professor Hubert Weiger, presidente appunto di questa associazione tedesca, che nell'occasione, forse presi anche un po' dall'emotività, dallo spirito, forse naif, che stava un po' dentro tutti quelli che avevano partecipato a quell'evento, propone a Mikhail Gorbaciov di riflettere sulla possibilità che ciò che aveva appunto diviso l'Europa potesse diventare oggi qualcosa, un motivo di unione, la European Green Belt. L'anno successivo, quindi nel 2003, viene organizzata la prima conferenza scientifica a Bonn, cui sono stati invitati grosso modo 200 ricercatori provenienti da diversi paesi dell'Unione Europea, che già stavano lavorando, avevano dei progetti di monitoraggio lungo questa fascia, per riflettere appunto sull'opportunità di convergere verso questa grossa iniziativa, verso grosso progetto. Quindi che cos'è la European Green Belt? È un corridoio ecologico che attraversa la maggior parte, quasi tutto, fatta eccezione per due regioni biogeografiche europee,
è custode di specie rare, di habitat dall'elevato valore naturalistico, e qui vedete molto bene, ci sono 4 ambienti che rappresentano in maniera molto suggestiva quelli che sono gli ambienti più tipici delle 4 regioni in cui è divisa la European Greenbelt, la parte feno-scandinava, la parte baltica, perché la cortina di ferro passava anche nel Mar Baltico, la parte centroeuropea. Vedete molto bene che cosa significa corridoio ecologico, c'è una prossimità di coltivazioni che insistono su una fascia molto ristretta, e quello è esattamente il corridoio ecologico, l'area che all'epoca era sottoposta a servitù militare perché doveva costituire questo sistema difensivo. E poi da ultimo c'è l'area balcanica, e c'è anche una biodiversità culturale, perché la cortina di ferro passava, e ora la European passa attraverso 24 paesi. Nasce la European Greenbelt dal mare di Barents, siamo al nord, attraversa tutto il cuore dell'Europa e arriva fino al Mar Nero. Siamo quindi 24 paesi, la maggior parte dei quali fanno parte dell'Unione Europea, ma alcuni no. Che cosa è stata la cortina di ferro in Italia e dunque in Friuli Venezia Giulia? Perché di fatto solo la nostra regione è stata interessata da questo sistema difensivo. Il confine, anche stamattina l'assessore Artico ne faceva parola, no? Una linea che è stata tracciata, la linea francese, che ha diviso i cimiteri, questo è il cimitero di Merna, ha tagliato nettamente le tombe, poi insomma il trattato di Osimo ha cambiato un attimino un po' i confini, però il confine del 1947 questo era, tagliava le tombe, tagliava le aziende agricole. Qui siamo al valico del Rafut, se vedete sotto le zampe posteriori della mucca vedete che passa una linea bianca, era la linea tracciata con la calce, perché di questo stiamo parlando, e l'azienda agricola aveva la stalla nell'allora Jugoslavia e la casa del fattore in Italia. Dal punto di vista difensivo la cortina di ferro aveva 4 punti principali, no? Perché parliamo di sistema difensivo? Ma perché dopo vi faccio vedere qual è il motivo. Il primo era la soglia di Gorizia, estremamente strategica, perché attraverso la valle del Vipacco sono entrate in Italia la maggior parte delle invasioni, a partire da quelle barbariche, e quindi era un punto estremamente strategico. E poi le battaglie avrebbero dovuto tenersi su 3 fronti. Il primo fronte, che era quello del Coglio dell'Isonzo, e poi gli altri elementi d'arresto erano costituiti evidentemente dai fattori naturali, di fiumi, quindi il sistema difensivo del Torre e la battaglia campale sul Tagliamento, da cui tutte le caserme sui Magredi e le servitù militari sui Magredi. No? Tenete bene a mente la mappa di destra, perché la ritroviamo nella slide successiva. E vedete molto bene che come c'è una netta sovrapposizione tra la mappa che trovate sotto, quella dove ci sono tutti i sistemi difensivi, caserme, bunker e quant'altro, rispetto alla mappa in bianco e nero riportata in alto, che sono i monitoraggi di alcune specie faunistiche. Questo in particolare è il gatto selvatico. Quindi le specie si sono conservate esattamente laddove c'erano le servitù militari nella nostra regione. Nella nostra regione ce n'erano molte. Tenete presente che il Friuli Venezia Giulia fino appunto all'inizio degli anni 90 ospitava quasi il 50% delle truppe militari italiane, e buona parte del territorio regionale era sottoposto a servitù militari. Quindi questo è il motivo per cui un territorio di guerra fredda all'interno del nostro progetto vuole diventare un territorio in cui andiamo a valorizzare il patrimonio naturale. La Greenbelt in Italia quindi è una moltitudine di paesaggi, corre lungo l'asse transfrontaliero, parliamo di 200 km, e noi come associazione sul territorio italiano lavoriamo insieme alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ad iniziative di conservazione, di valorizzazione e di divulgazione. In tema di conservazione siamo riusciti ad inserire la European Greenbelt all'interno del piano paesaggistico regionale come rete ecologica di valore transnazionale. Stiamo lavorando a progetti finanziati dall'Unione Europea, svolgiamo attività di valorizzazione e non lavoriamo mai da soli. Questo era un po' un tema che è entrato più volte durante la mattinata. Siamo un'associazione, ma chiediamo la collaborazione e ci piace lavorare insieme ad altre organizzazioni che già sono più capaci di noi, più brave di noi di fare alcune cose.
Promoturismo FVG che abbiamo coinvolto per la formazione delle guide naturalistiche, organizzando anche dei press tour, con le associazioni del territorio, cicloturistiche ed altro, con i parchi organizziamo delle escursioni di tipo naturalistico, lavoriamo insieme ad esempio alla comunità montana del Gemonese su un percorso anche di valorizzazione storica e naturalistica di questo patrimonio locale, e organizziamo, anzi entriamo nell'organizzazione di eventi culturali. Abbiamo partecipato ad Estoria, siamo stati partner di Blu Notte, del Icarus, il festival organizzato nelle Valli alcuni anni fa, ed organizziamo anche delle mostre fotografiche. Svolgiamo attività di comunicazione sui social, e uno dei temi a cui teniamo particolarmente è anche l'attività didattica. Appunto, organizziamo insieme a dei professionisti del territorio, la Mediateca Ugo Casiraghi di Gorizia, piuttosto che il Centro Espressioni Cinematografiche di Udine, dei laboratori con gli studenti, laboratori di fumetti, stick motion, piuttosto che realizzazioni di cortometraggi. Partecipiamo alle iniziative organizzate a livello internazionale, perché oltre ad essere noi qui sul territorio italiano c'è un'associazione internazionale che si chiama European Green Belt Association, che raccoglie tutte le organizzazioni pubbliche e private che lungo questi 12.000 km sono impegnati in questo progetto così ambizioso. Organizziamo anche delle attività per i giovani e per i ragazzi. Questi hockey sono stati realizzati nell'ambito di un laboratorio, sono dei manufatti che hanno realizzato i ragazzi, e al quale hanno voluto anche associare uno slogan. I ragazzi hanno scelto questa citazione: coloro che non sono in grado di ricordare il loro passato sono condannati a ripeterlo. Ed è all'insegna di questo spirito anche che ritroviamo e che vogliamo condividere con i ragazzi che noi portiamo avanti come associazioni del territorio questo obiettivo, questa visione per il futuro, perché si è parlato anche di visioni, no? Durante la mattinata, e questo è un po' quello che facciamo noi. Siamo aperti alla collaborazione con chi desidera e anche al coinvolgimento dei giovani, perché insomma questo può essere di grande aiuto per la nostra piccola associazione. Grazie. Direi che c'è poco da aggiungere, sei stata chiarissima, grazie. E possiamo quindi passare anche al prossimo turno? Vai, sì, ringraziamo. Grazie. Ok, allora siamo ultimissimo slot con gli ultimi due casi, e quindi chiamiamo Pierantonio Belletti, ok, e lo mettiamo vicino alla postazione di Arian, e poi Francesco Passador, eccoci qua, che si mette qua vicino a me, e con questo chiudiamo appunto la sfilata, la rassegna dei nostri casi aziendali. Allora, di bene in meglio, perché arriviamo alle api. La via delle api, che io chiamo Api Senza Frontiere perché mi diverte di più, ecco, perché è più giocosa, lo vedo come un progetto giocoso, è un progetto del Comune di Gorizia, proposto da Nicole Turri, consigliera municipale a Gorizia, che doveva essere qua con noi, poi ha avuto un po' un imprevisto e quindi ha trovato in Pierantonio Belletti un sostituto validissimo, perché Pierantonio è presidente del consorzio apicoltori della provincia di Gorizia, agronomo, apicoltore professionista, lui stesso, nonché docente universitario. Allora, la via delle api viene definita il filo verde, la traccia verde di Go 2025, che è tutto verde, insomma, ecco. Appunto nasce dall'idea che queste api le frontiere non le conoscono. Le api sono un prototipo, un simbolo di sostenibilità ambientale che
tutti noi amiamo in qualche modo, abbiamo imparato ad amare le api per proteggere la natura e il futuro dei nostri figli, come dice lo slogan. Ma qua si realizza veramente appunto con la Via delle Api, che è principalmente un percorso fiorito, ma non solo, diventa moltissime altre cose che veramente ci travolgeranno per quante sono. Pier Antonio, prego, a te. Grazie dell'invito. Io la mia prima barriera l'ho avuto 35 anni fa, quando scelsi di fare l'agronomo, di appassionarmi d'api, con in casa un avvocato e mio padre che sperava facessi l'ingegnere. E ho iniziato a costruire l'azienda da nulla tenente, perché le api non hanno necessità di capitale fondiario. Tutti i nostri terreni sono free, siamo nomadi, siamo apicoltori nomadi, e io ho vissuto la terra di confine, perché ho 52 anni, proprio portando le api a ridosso del confine. Gli apicoltori, allora jugoslavi, oggi sloveni, le portavano a ridosso del confine, partendo dal presupposto che le api hanno un raggio ottimale di 7 km. Quindi penso sia l'unico allevamento da reddito che è veramente transfrontaliero e non ha necessità di essere stazionato poi in un luogo chiuso. E la Via delle Api è un progetto che l'assessore Artico, il consigliere Turri stanno portando avanti con la collaborazione anche di noi apicoltori. Io cercherò, visto anche l'ora, di sintetizzare al massimo, ma di farvi vedere anche delle immagini, perché al di là della Via delle Api, cosa rappresentano le api? Allora, per me rappresentano reddito, sostenibilità economica, economica fino a un certo punto. L'Italia ha 30 monoflora importantissimi, altri 30 cru, che significano prodotti legati al territorio. Il costo di produzione del miele italiano è di 8 euro, eppure la globalizzazione oggi porta, attraverso la via della seta, ad un prodotto che arriva dalla Cina, franco arrivo con spese di trasporto incluse, ad 1,10 euro. Oggi 2/3 delle referenze sul mercato nazionale sono fuori UE. Quindi a livello di sostenibilità, se guardiamo la sostenibilità economica dell'impresa, noi stiamo osservando una cosa abbastanza grave, cioè c'è da parte delle imprese una disaffezione. Quindi Go 2025, almeno per quanto riguarda la territorialità, dovrebbe essere cultura del cibo, cultura del chilometro zero, cultura di quello che noi facciamo nel nostro territorio. E io mi auguro che negli alberghi, io viaggio molto, nella prima colazione, il favo o la confezione di miele, non sia l'Undemil, che è un'azienda francese che magari opera miscelando delle mieli, oppure miele tedesco. I tedeschi sono grossi confezionatori. Questa era una giusta premessa per dire che la mia passione è iniziata e oggi è a rischio per una sostenibilità non delle api. Le api sono biodiversità, sostenibilità, ma per quella che è la sostenibilità economica. Vedo un'azienda, che quella tra le tante che ho osservato oggi, bellissima l'esperienza di oggi, quella di Robert Princic, che nel 2008, lo citava lui, ha portato le api in azienda. Oggi si parla del progetto Wine and Bees, api in vigna, ma lui le ha portate in maniera consapevole. Poi è anche socio del consorzio, quindi è un aspetto importante per noi. Oggi il concetto di utilizzare le api per l'esternalità. Ci sono situazioni nell'Urban Bee, nelle api, pensate che le api si trovano anche sopra l'atelier di Louis Vuitton, quindi l'esternalità, il messaggio che le api possono portare benessere, piacevolezza. E questo è proprio il punto di partenza della Via delle Api. Vedremo veramente in maniera sintetica, io ogni tanto do l'occhiata al telefono, non per le chiamate ma per l'orario. Il progetto nasce con diversi scopi.
Il progetto è a costo nullo perché è a carico sì del comune di Gorizia e soprattutto si è pensato perché non trasformare le aiuole con piante perenni e quindi di utilizzo, di bottino per le api. Ha un carattere estetico, di esternalità, perché non possiamo nasconderci, non so se siete andati mai in Alto Adige e quando si arriva lì c'è l'obbligo di abbellire le terrazze con i gerani edera. Immaginate un Alto Adige senza gerani edera. Io andavo ad Obbiacco da piccolo e la prima cosa che era impattante era l'esternalità. La stessa esternalità è un obiettivo di questa via delle api. Carattere ecologico, biodiversità. Sulla biodiversità io mi sono confrontato qualche giorno fa con la professoressa, ho detto tutti quanti a livello politico, non nel caso nostro, quando aprono un convegno che organizziamo, dicono le api sono importanti per la biodiversità e per la sostenibilità. Questo dovrebbe essere un concetto ormai chiaro, da non ripetere. Le api sono importanti anche per lo sviluppo dell'economia del territorio, sono importanti per i prodotti che hanno. Mio nonno, nel 1931 apicoltore, nella sua agenda definiva le api come la farmacia naturale. Quindi non soltanto c'è un aspetto come dire, esteriore. E il primo tratto è stato già realizzato e quindi chi conosce un po' quest'area si parla di 2,4 km di semina di essenze perenni. La struttura del progetto, oltre al percorso fiorito, le panchine, perché no, gialle, si ricollegano magari al Coglio, alla ribolla, però danno un senso di piacevolezza, didattica e degustazione del miele. Quanti di noi conoscono effettivamente il miele? Io da un'indagine fatta proprio nella provincia di Gorizia, provincia di Trieste, abbiamo capito che il miele è un prodotto di terza necessità, non viene percepito come un alimento nutraceutico, ma viene percepito come un qualche cosa che si utilizza soltanto dopo che sento magari un certo prurito alla gola e penso di guarire per questo. Oggi nella nostra provincia, da questa indagine che fu fatta nel 2012, 1 su 4 consuma miele, ma consumano altri prodotti dell'alveare. La valorizzazione enogastronomica adotta un'aiuola. Io vi sto facendo una carrellata, visto anche i tempi, visto che devo stringere, proprio su quello che è il progetto. Cura e benessere, guarderemo proprio, io sono nato come apicoltore, oggi sono chiamato a sviluppare dei percorsi di wellness apistico, di esternalità in aziende vitivinicole, quindi vi posso dire che le api hanno anche un loro perché nel benessere. Questa diapositiva è venuta fuori un po' male, sì, pazienza. Ci sarà comunque dal punto di vista organizzativo un sito internet dedicato al progetto, un coinvolgimento con le altre filiere. Se penso che per noi la filiera del vino è fondamentale, noi non abbiamo una capacità di comunicare come il mondo del vino, anche se i romani trasportavano vino, olio e miele, in realtà trasportavano idromele, cioè il primo vino da melis, no? Quindi abbiamo qualche cosa che ci accomuna. Altre iniziative, perché no, le arnie urbane. Io nel 2013 sono stato chiamato a formare degli architetti all'Accademia di Brera per il progetto Urban Bee, cioè loro non immaginavano l'Arnia standard che potesse abbellire le terrazze non di Parigi, perché esiste il miele anche dei tetti di Parigi, ma la Milano verde.
questi architetti chiesero a me il sistema alveare e vinse, mi ricordo, l'Arnia T-shirt dove uscivano le api dalle manichette. Voi direte, ma cosa significa? Niente, significa portare le api con un certo design anche in luoghi dove loro stanno bene, perché le analisi chimico-fisiche del miele dei tetti di Parigi o del miele di Villa Borghese o del miele di Milano portano ad un miele puramente perfetto. Quindi le api sono anche in grado di raccogliere in questa via delle api che collegherà magari Gorizia, perché no, Nuova Gorizia, non perché le essenze sono in una zona urbana, devono essere inquinate. Allora, le api rappresentano un'emozione per tutti. Beh, se voi pensate che la docu-serie, il docufilm di David Beckham, che è stato magari più vicino, io ho 52 anni, perfetto, e quindi è stato un famoso giocatore di calcio, magari io ero più interessato alla Spice Girls e quindi a sua moglie, inizia proprio con 1 minuto e 20 dove lui dice per me le api sono la passione, e assieme al barbecue. Voi direte, se lo dico io ha una valenza, però è importante questo. Andrea Bocelli ha sposato il miele italiano, Angelina Jolie ha fatto delle api quello che è un elemento importante, e però è Angelina Jolie, non è Belletti Pierantonio. Ecco, noi abbiamo beneficiato da 10 anni a questa parte di testimonianze importanti. Che cosa sono queste immagini? Sono immagini che si trasmettono poi fino ai giorni nostri, perché questa è un'apicoltura ancestrale, ma fino agli anni 50 nella provincia di Gorizia quasi i 2/3 degli allevamenti erano ancora nel bugno villico. Quindi l'apicoltura razionale oggi è un'apicoltura che tende a riuscire a produrre, ad estrarre il miele, ma siamo molto vicini a quello che avveniva 7000 anni avanti Cristo. Queste sono, ecco, nella via delle api, nella strada delle api, qua ci avviciniamo alla frontiera, entriamo in Slovenia e pensate che le api sono apicultura, loro si definiscono apicultori perché in questi frontalini di queste arnie vengono spesso raccontate esperienza di vita personale, di vita familiare. E queste strutture sono diventate wellness, benessere, sono diventate l'apiterapia. La Slovenia è stata una delle più importanti, lo è ancora, stati, nazioni per quanto riguarda l'apiterapia nei paesi dell'est. La Bee House nel progetto La Via delle Api potrebbe entrare a pie pari perché questa è la casa delle api dove nella parte dove curva ci sono dei letti, il benessere all'interno di queste strutture. Il wellness apistico che mi è stato chiesto negli ultimi anni di trattare a livello personale come economia parallela all'allevamento, oggi se voi pensate a quelle 4 arnie che sono collegate a 4 stanze per quello che è l'aromaterapia, i massaggi al miele, quindi io vi sto portando degli esempi soltanto per farvi capire che questa via delle api oggi porta anche aziende vitivinicole a sposare la tematica delle api. Questa è un'azienda che ha fatto un glamping, un glamour camping, è in provincia di Udine, molto vicino a noi. Per questa startup l'alveare, il disegno alveare è stato importante perché sfruttava semplicemente l'interesse per le api.
allora lascio stare poi il percorso che lega l'apicoltura alla didattica, è uno dei percorsi più interessanti. Abbiamo il percorso del polline che interessa i bambini e gli adulti, il percorso della pappa reale che è molto interessante per gli adulti e i bambini, il percorso della propoli che non gli frega niente i bambini ma interessa gli adulti, percorso della cera, fino ad arrivare, sempre in questa via delle api, perché no, a pensare di realizzare anche questi percorsi. Il nostro sito, in tempi non sospetti, 20 anni fa, abbiamo deciso di chiamarlo Mieli Senza Confini. In realtà non pensavamo a Go 2025, pensavamo semplicemente ad utilizzare i fondi delle Olimpiadi transfrontalieri, Austria, Italia e Slovenia, e quindi allora, purché si mettesse senza confini, arrivavano i contributi. Questo è, e siamo alla fine, questo è come sono nato. Io sono nato dall'agenda del nonno a Montona d'Istria, quindi una cittadina oggi della Croazia, e lui nel dettagliare le spese, ad un certo punto le sue regine, oggi il mercato delle regine vale in Italia circa 7 milioni di euro, partivano da Montona d'Istria e arrivavano a Bologna. E lui nell'ultimo tratto della sua agenda scriveva: passo delle ore a guardare alle api perché mi dà benessere, mi sto bene soltanto nel guardarle. Io ho chiuso, vi ringrazio ed era un'esperienza che volevo portarvi. Grazie molte a Pier Antonio. Perfetto, veramente aspettiamo le panchine gialle, aspettiamo anche i vasi di miele e tutto il resto, ci teniamo. Grazie mille e passo per l'ultima volta la parola a Lorenzo che ci introduce il primo caso. Allora, abbiamo parlato di confini fisici soprattutto e adesso cambiamo tipologia di confine, nel senso che si parla di tecnologia e di come anche la tecnologia aiuti ad abbattere dei confini. Abbiamo visto anche, insomma, purtroppo negli ultimi anni quanto è stata importante la tecnologia per diminuire le distanze quando eravamo chiusi in casa e come sia diventato ormai uno stile di vita. Come tutte le cose, anche la tecnologia può essere utilizzata per allontanarci, ed è quello che purtroppo è uno dei problemi che riscontriamo, insomma, il fatto che ci si isola in qualche bolla, anche a causa dei telefonini, della nuova tecnologia, così come invece si può sfruttare al meglio, e quindi adesso Francesco Passador ci fa un po' una carrellata su quelle che sono anche le sue attività in termini proprio di tecnologia. Vai Francesco. Dobar dan, buongiorno a tutte e tutti, io sono Francesco Passador, grazie a Lorenzo e a tutti voi insomma per essere qui in questa occasione molto bella. Sarò molto breve, prometto, draconiano, anche perché sarò un po' più prosaico insomma delle cose molto pittoresche che sono state raccontate. Noi ci occupiamo appunto di tecnologia, la nostra azienda Ison Lab si occupa di trasferimento digitale principalmente, quindi sviluppiamo tecnologie proprietarie che poi decliniamo in diversi contesti d'uso. Con tecnologie proprietarie intendo abbiamo un'intelligenza artificiale proprietaria sviluppata da noi da zero e riusciamo volta per volta a declinarla in ambiti che spaziano dalla meccatronica all'Internet of Things, realtà aumentata, estesa, arrivando anche al biomedicale, insomma passando per l'industria. È un percorso molto tortuoso e fatto di progetti personalizzati, come si usa oggi molto il termine tailor made, quindi in un periodo dove è sempre più richiesta la customizzazione di massa, noi sviluppiamo delle soluzioni che sono volta per volta uniche, partendo da moduli tecnologici che combiniamo a seconda della circostanza. Abbiamo sede a Gorizia e sia come individui ma anche come azienda viviamo il confine come opportunità e non come limite, cioè quindi un'occasione di crescita umana prima ancora che economica. E proveniamo tutti da zone diverse della regione e troviamo che nel nostro piccolo
di regione, di azienda o anche di dimensione mondo, insomma la differenza sia un valore aggiunto che crea ricchezza. E soprattutto in un periodo storico come questo, abbiamo parlato appunto anche prima di come viviamo in un tempo molto critico e il superamento di quella postmodernità, avrebbe detto Bauman, no? In cui la soggettività mina le basi della società, nasce una fortissima necessità di connessioni. Al di là del banale gioco di parole, le connessioni possono anche essere digitali e rivolte comunque con un'ottica umana o di umanismo. La tecnologia in questo caso gioca un ruolo secondo noi fondamentale, perché la tecnologia non è necessariamente piegata al bieco interesse economico, non è necessariamente una cosa violentemente impattante, ma è un qualcosa che può essere sostenibile e a sostegno sia delle persone che delle imprese e che dell'intero ecosistema. Banalmente tutto per noi parte dall'intelligenza artificiale, che sebbene se ne parli molto oggi, non ha ancora una piena consapevolezza agli occhi, insomma, delle persone. E molte volte anche in termini di sostenibilità vengono fatti dei cicli, giusto per darvi un'idea concreta, penso che tutti sappiamo come funziona il concetto di training dell'intelligenza artificiale, vengono eseguiti dei training estremamente energivori che hanno un impatto economico, anche se vogliamo ecologico, pesante, a fronte di un livello di miglioria di quello che poi è il processo finale, che diventa del tutto irrilevante rispetto a quello che è stato il costo. E molte volte questo tipo di approccio deriva da è più marketing che reale voglia è un po' il paragone dello greenwashing, insomma, che si faceva prima, no? Più per dire che ce l'ho che perché ci credo realmente, e questo molte volte appunto deriva da una scarsa consapevolezza. Noi troviamo invece che sia necessario trovare un giusto equilibrio tra quello che è l'impatto della tecnologia e il suo risultato, sia in termini di ambiente che di persone. E infatti anche moltissime delle soluzioni che abbiamo sono rivolte a ottimizzare quello che è il rapporto tra costo e beneficio, sia per l'ambiente che per le persone. Ad esempio, per le persone uno degli casi più eclatanti di cui parlavo con Lorenzo al telefono, e tra l'altro oggi se ne fa un gran parlare, è quello dei modelli linguistici o processazione del linguaggio naturale, insomma, tipo ChatGPT, penso che sappiamo tutti che cos'è, e sotto un certo aspetto è una cosa estremamente evoluta di qualcosa che esisteva già, perché ad esempio si è parlato dei Nokia, del 3210, passa 20 anni fa, c'era già il T9 che capiva cosa stavo scrivendo, mi correggeva la parola, e già quella era intelligenza artificiale, per quanto rudimentale e un po' risibile al giorno d'oggi, a fronte di quelle che sono le conquiste tecnologiche di oggi. E, ad esempio, noi sviluppiamo soluzioni basate su un modello linguistico che permette appunto di interpretare il contesto, spezzettare il discorso in blocchi semantici, creando un vero e proprio mentore virtuale che è in grado di interpretare completamente il senso di un discorso e interfacciarsi con l'interlocutore umano, risolvendo qualsiasi tipo di dubbio o criticità in relazione all'ambito specifico su cui è stato tarato e quindi trainizzato. Sì, mi dicevi che si adatta in qualche modo all'interlocutore, cioè in base a chi pone le domande e nel modo in cui le pone, poi anche la qualità delle risposte diciamo, segue questa indicazione. Sì, certamente, è un po' quello che nel marketing chiamiamo tone of voice, nel senso, se io mi rivolgo con un linguaggio molto basico al mio mentore virtuale, lui capirà un sacco di cose, cioè capirà che il mio livello di preparazione è relativo, insomma, e che le mie capacità di comprendere determinati termini sono relativi e si relazionerà con me in maniera relativa. Viceversa, se sono super tecnico, mi darà una risposta che a parità di esaustività sarà comunque più mirata e più confacente al tipo di domanda che ho posto. A proposito di domande ne ho una. Che consiglio possiamo dare soprattutto ai ragazzi su come interfacciarsi con l'intelligenza artificiale per utilizzarla nel modo corretto e poi anche nel loro percorso futuro, perché loro saranno quelli che la capiranno ancora meglio di noi e quindi poi
l'avranno come compagno di viaggio e di lavoro. Beh, certo. Tornando a quel discorso che si faceva prima sull'importanza della formazione, della forma mentis nello studio, cioè trovo che sia molto importante ricordarsi sempre che è uno strumento, cioè non è un demiurgo, una panacea di ogni male, non è qualcuno che fa le cose per noi, è uno strumento utilissimo quanto può essere, non so, un martello, un cacciavite, però nel senso non farà le cose per noi, dobbiamo essere sempre noi ad avere un controllo sulla situazionalità delle cose e avere anche quella appunto consapevolezza che ci permette di distinguere uno strumento piuttosto dell'altro in funzione di un obiettivo specifico. E questo credo sia quanto, perché anche ad esempio, non so, nei modelli linguistici possono essere utilizzati in molteplici modi. Ad esempio un conto è, non so, immaginiamo il contesto di Go 2025, immaginiamoci un'applicazione che è multilingua, chiunque viene può rivolgere domande mirate in base ai propri interessi. Sì, ok, bellissimo. Pretendere che, non so, banalmente, io ho studiato al liceo e non c'erano ancora i siti in cui si potevano chiedere le traduzioni, no? Ecco, per le versioni di latino, ma pensare a un tipo di applicazione del genere, oltre che depauperante per l'impegno tecnologico che ci si mette, ma è proprio depauperante per il concetto di essere umano come, insomma, come chiave del sistema, insomma, per essere umano centrici proprio. Bene, dai, cerchiamo allora di mantenere l'essere umano comunque al centro, che è quello che un po' guida anche la tecnologia, anche queste ultime tecnologie. Beh, certo, sì, senza dimenticarsi che comunque credo molto nel concetto che sì, siamo al centro, però comunque in un sistema mondo dove non siamo così e non dovremmo cercare di essere così dominanti come abbiamo fatto almeno nell'ultimo secolo, insomma, no? Assolutamente. Bene, ti ringrazio. Grazie mille. Grazie a Francesco Passador, che abbiamo chiuso con l'intelligenza artificiale più dolce del miele, mi verrebbe da dire, e Francesco deve tornare da noi a raccontare queste cose agli studenti per bene. Questa è una promessa, oltre che da minaccia. Sì, ha detto di sì, benissimo. Sì, stiamo tutti qui perché volevo passarti poi no, sorpresa, ma aspetta, un abuso di potere. Ecco, no, ma prima di lasciarti il microfono, volevo ringraziare personalmente i partner di questa operazione, Anima Impresa in prima battuta, dove Andrea, che ormai è imprescindibile, ecco, tutto lo staff, Valeria, ovviamente tutto lo staff del gruppo sostenitore e promotore del salone da Margherita, Graziana e quant'altro, ma soprattutto il mio di staff, perché anch'io ho uno staff solo per oggi. Vediamo Raffaella, Arianna, Matilde, Giulia, Benedetta. Yes, ce l'ho fatta. 5 sono quelle che vedete qua che han curato tutta l'organizzazione di questa giornata. Grazie mille per loro.